Buongiorno, buongiorno, vacanze romane, perché periodo di vacanze, anche se io ho molti dubbi, anzi ne sono quasi certa, almeno io che ho un banco solidale che mi confronto anche col mondo del volontariato, non è che ci siano tutti questi soldi in tutte le famiglie, per carità ci saranno anche i fortunati che andranno a fare le vacanze al mare, in montagna, di tutto e di più, ma ci sono anche molte famiglie che rimarranno a casa con i loro bambini, con i loro ragazzi, non riescono neanche a mangiare un gelato, altro che vacanze. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Don Matteo Darcier, parroco di Capersica, Cozzuolo, Formeniga, Ghenegà, ma cappellano all'ospedale di Vittorio Veneto. Guardate, ma con che stassa caigà, dove può andare dove calvò, vero? Ecco, quella volta sono entrato in seminario, mi hanno detto ma perché al posto tuo non ne entravano due? Ecco, per dire. Salutiamo anche Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X, secondo mandato, centro-sinistra. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Don Matteo. Sì, dovevo trovare qualcuno per confrontarsi col sindaco Matteo Guidolin, perché ci saranno settimane importanti, no giorni. Ecco, proprio la storia di Riese Pio X, ecco, questo santo. Ecco, io vorrei capire con Don Matteo Darcier come mai i giovani frequentano poco le chiese. Aspetta, Don. Come mai le famiglie insegnano poco i valori? Una volta eri piccolo, mi raccomando andare in chiesa, mi raccomando andare a confessarti, mi raccomando rispetto. Cioè non è che possiamo dare sempre la colpa ai ragazzi, ai bambini. Cos'è che si offre in alternativa ai valori? Prego. Allora, esatto Mirella. Il problema non è tanto il fatto dei ragazzi, quanto chi c'è alle spalle. E questo fa pensare a un modo anche nel quale si è coltivata la religiosità nella nostra zona. Non faccio una colpa ai miei predecessori o altro, anzi, perché hanno fatto il meglio di quanto hanno potuto fare. Ma c'era un sostrato culturale che era diverso. C'era una cultura già religiosa di per sé, per non dire cristiana, fortemente cristiana. E quindi questa cosa la si respirava già in casa. Sono stati diversi mutamenti dal punto di vista proprio di epoca anche. E allora io vedo anche con i ragazzi, con i giovani, che questa sensibilità religiosa c'è ancora, però non è come atrofizzata, fa fatica a svilupparsi proprio perché non c'è più questo sostrato alle spalle neanche in casa. Tante volte arrivano magari a catechismo a 6-7 anni che non sanno ancora l'Ave Maria o il Padre Nostro, per intenderci. E anche qui non faccio, ripeto, una colpa ai ragazzi. C'è stato forse quel vuoto generazionale, non solo dei genitori ma ormai anche di alcuni nonni, giovani nonni, che non hanno più trasmesso. E questo secondo me è stato dato anche da un modo, mi ripeto, di vivere quella che era la religiosità. Si è ridotto appunto il fatto del cristianesimo più che altro a una morale, a un trasmettere dei valori, senza trasmettere quello che sta alle spalle dei valori. Io tante volte uso questo esempio, non c'entra qui l'ego ma c'entra con l'abbigliamento. Un valore è come una giacca. Se non hai una persona che porta quella giacca cade per terra. Allora noi nel puntare tanto sul discorso valoriale, senza la motivazione del valore, a un certo punto questa giacca mi sta stretta e la lascio cadere. C'è da fare un recupero, secondo me, proprio nella sostanza della religiosità. Il cristianesimo che cos'è alla fin fine? È un rapporto con Gesù Cristo. È un contatto con una persona, non con una morale, non con un insieme di valori. Questi vengono dopo e di conseguenza, altrimenti non hanno radice. E noi abbiamo puntato tanto sul frutto e non sulla pianta. È vero anche che però questa pianta sta crescendo, è nata, le radici le ha messe, è inutile che ce la raccontiamo. E allora bisogna coltivarla. Esattamente. Ma se tu l'hai seminata male e continui a coltivarla male, non dando quello che è essenziale, la pianta cresce male. Ma non è colpa della pianta, sei tu, devi innaffiarla, devi concimarla, devi farla crescere bene. Il problema è che questi bambini, se tu parli assieme, e lei me l'aveva confermato prima che iniziassimo la trasmissione,
loro avrebbero anche piacere di frequentare la Certo. Chiesa, ecco, di frequentare quello che è il valore del cristianesimo, diciamo così, indipendentemente che sappiano o non sappiano le preghiere. Poi si può imparare Quello viene sempre e dopo. comunque. Ma il problema è cosa dicono i bambini, lo dica i ragazzi. Beh, mi capita spesso, ad esempio in confessione, con i bambini, quelli più piccoli, che mi dicono: io verrei volentieri, Don, anche a messa, verrei in parrocchia, però i miei non mi portano e non mi lasciano venire da solo, perché naturalmente sono ancora piccoli. E questo fa male. Porto un altro esempio. Sono reduce, più o meno da un paio di settimane, dal campo scuola parrocchiale. E lì ho voluto celebrare con i bambini la messa tutti i giorni. Qualcuno mi diceva: ma come tutti i giorni la messa con i bambini, ma li stufi? Erano loro a chiedermi: Don, quando facciamo la messa? Cioè, siamo proprio fuori. Allora, Sindaco, come commenta queste parole lei, Sindaco, riferimento del paese, delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini, dei diversamente giovani? Ecco, poi parleremo anche di questo importante avvenimento che ci sarà proprio a Riese Pio X per ricordare, perché la storia è storia, la storia è fatta anche di santi, di percorsi anche culturali che riguardano la Chiesa e la storia. Prego, Sindaco. Sì, ovviamente io non ho la profondità di conoscenza che ha Don Matteo sull'argomento, però sicuramente mi trovo molto d'accordo nel dire che il riferimento della parrocchia in questi anni è un po' cambiato. Diciamo che le nostre comunità, almeno di questa area d'Italia, ma ovviamente non solo, ma è la zona che conosco, sono nate e si sviluppavano intorno al senso di comunità che dava la parrocchia in primis, più di altre istituzioni, di altri enti. Negli anni questo è un po' cambiato, è cambiata la conformazione sociale, sono cambiati i modi di porsi, è cambiata la scolarizzazione, sono arrivate persone straniere a rendere multietnica la nostra società, che non lo era fino a qualche decennio fa, per cui il gioco forza è un mondo che sta cambiando. Io sono d'accordo, credo proprio sento anch'io che questa spiritualità nei giovani non manca magari il modo di esprimerla, o comunque la modalità di esprimerla che c'erano anche fino agli anni '80, gli anni in cui anch'io ero un bambino e era quasi chiamiamola una liturgia, quella della casa, scuola, chiesa, famiglia, catechismo, eccetera. Adesso siamo di fronte a una società molto più complessa, con delle esigenze diverse, con dei tempi anche diversi, perché non dimentichiamoci che i ragazzi sono sottoposti in questo momento a secondo me uno stress legato alla tecnologia, che da una parte sicuramente è un vantaggio, ma dall'altra parte li sottopone a uno stress sociale o social, se vogliamo dire. Si è bloccato. 44 anni, quindi non parlo, sono di mezza età, ma ho avuto un'infanzia molto meno pressante probabilmente rispetto ai bambini di adesso, per cui probabilmente gli strumenti con cui bisogna interagire con loro devono essere diversi per forza, e anche se io credo che il senso di spiritualità o comunque di ricerca verso qualcosa sia insito nell'uomo, sia istintivo, per cui va riletta questa nuova situazione. Abbiamo Rinaldo da Venezia, il nostro Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto hai reso una volta al patronato una chiesa ed era a casa di tutti i bambini, perché tutti si appoggiava al patronato, a quello che può essere l'insegnamento della Chiesa, che l'insegnamento della Chiesa, anche amico, nevo di tutti, però la Chiesa non impara brutte robe, impara a fare del bene, sta bene in Chiesa, però adesso noi cambiamo i tempi, noi cambiamo anche la Chiesa, quando andavo in Chiesa mica parlavi in latino, dopo a un certo momento in facendo i 3 colpi della campana bisognava sbassare la testa
per fare la comunione bisognava non bere il giorno prima. Adesso Gesù Cristo va imparare e ti può andare a fare la chiesa e a messa di corsa. Voglio dire, non vede più quell'attaccamento, ma non perché in chiesa ci sta male. I putelli in chiesa, in su, con idee sane, con robe, però non vede più l'entusiasmo, soprattutto da parte dei genitori. Lo capisco, perché dopo le chiese è sempre piene. E che fai signora? Perché ti lasci bene, ti parli bene ma ti lasci bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che la chiesa, perché come sto qua fuori, che non la fa, che cerca di metterli a suo agio a tutto, e davanti anche delusioni, perché e dopo che a Rio Decimo si sta anche a vedere a casa del Papa, perché è una storia bellissima quella del Papa, va bene? È un Veneto, un Papa Veneto, in più me l'ha fatto la cresima Papa Giovanni XXIII a San Mosè a Venezia, va bene? Voglio dire, in chiesa non sono mai sta mai, anche adesso vado qualche volta, non so, uno di quelli che va in chiesa del corsa, però vado volentieri e vado perché sento il bisogno di andare a Mirella. E adesso si cambia tutto, gli data via i crocefissi dalle scuole, in chiesa non ti puoi dire perché sei arabe, di tutto, non potremo andare in chiesa, non avremo più la nostra libertà. Ciao Mirella, te lascio perché ho visto che ti ho dato bei ospiti. Vi saluti tutti e due. Ciao, Grazie Rinaldo, grazie. Allora, come commenta Don Matteo queste parole del nostro Rinaldo e anche di quello che ha detto il sindaco Guidolin? Sì, do perfettamente ragione ad entrambi. Appunto, quello che c'è è cambiato anche all'interno della Chiesa, per carità, come era giusto che succedesse. C'è stato un concilio in mezzo che ha, non dico ribaltato le cose, ma ha fatto certe aperture. Ad esempio faceva riferimento Rinaldo al latino, per dire il latino io lo uso ancora a volte in chiesa, soprattutto ad esempio nei canti. Facciamo un esempio, il Gloria in latino, tutti sanno che cosa vuol dire, ogni tanto lo cantiamo in latino, oppure c'è una festa particolare di un santo che ha un inno proprio, allora tante volte io dico magari voi non lo sapete, ve lo canto io, vi do il testo in italiano a fronte così capite quello che cantiamo. Ecco, si è persa forse un po' quell'aura di mistero che c'era magari anche una volta, quell'aura sacrale che c'era, è stato molto più appianato, ma dipende tanto anche dal modo che hanno i sacerdoti, mea culpa, di celebrare tutto questo. Per quanto riguarda l'oratorio, certo, perfettamente d'accordo che l'oratorio è un punto fondamentale dove c'è anche la difficoltà di gestire e tenere un oratorio. Prima il sindaco faceva riferimento che c'era casa, parrocchia, catechismo, chiesa e basta. Adesso se si pensano tutte le varietà di impegni, perché così li chiamo, a volte i ragazzi hanno l'agenda più piena di un imprenditore, che si trovano ad avere sport di qualsiasi tipo, musica, corsi aggiuntivi di lingue e quant'altro, fanno anche fatica a venire in oratorio. Un esperimento che ho voluto fare quest'estate assieme a alcune mamme nella parrocchia di Formeniga è quello di fare una specie di oratorio estivo, cioè lasciare aperto l'oratorio i pomeriggi adesso di luglio, e pensavamo una risposta timida, sono più di una trentina i ragazzi che vengono. E questo è qualcosa di bello, dove hai i più grandi che aiutano i più piccoli, è una cosa abbastanza libera, nel senso che c'è qualche piccolo laboratorio in cui uno se ha voglia lo fa, se non ha voglia fa altro, giocano, c'è chi si porta i compiti delle vacanze, poi tutti assieme si fa la merenda e via dicendo, e questo vedo che aggrega tantissimo i ragazzi e li aggrega all'ombra del campanile. Vede Don, il problema è che non è che questi ragazzi vogliono chissà cosa. No. Hanno tanto, ma non hanno niente. Esatto. Cos'è che manca a loro? Manca quello di stare assieme nella maniera giusta, fare delle cose che fanno bene a tutti. Lei ha detto, il più grande aiuta il più piccolo. Io penso che siano Don 5 anni che continuo a dire che sono stanca di sentire che questi Grest, che questi centri estivi per i ragazzi sono a pagamento. Sono veramente stanca, l'ho sempre detto. Allora io ho detto, vogliamo capire che dobbiamo iniziare a lavorare nelle scuole prima?
a vedere quali ragazzi si rendono disponibili per cercare di stare assieme, come ha detto lei, di fare degli oratori allargati, io non li chiamo centri estivi, ma sono quelli alla fine, dove i più grandi insegnano ai più piccoli. Per carità, ci mettiamo anche un educatore, certo. Lo troviamo, abbiamo 5.600 associazioni di volontariato, all'interno c'è di tutto e di più, molto divisi, non ci conosciamo tra di noi. Eppure vediamo i sindaci costretti a pagare questi centri, perché chissà cosa ci sarà su questo centro di così caro, 20, 30 euro, 40 euro. Cioè ragazzi, io ho un banco solidale, questi non hanno neanche i soldi e torso un gelato. Allora interviene il sindaco con grande fatica, perché il sindaco è il punto di riferimento, ma ha sempre la coperta corta. Allora vogliamo capire... Parrocchie comprese. Vogliamo forse capire che se riusciamo a fare squadra, grazie al mondo del volontariato e l'associazionismo che abbiamo, grazie a questi ragazzi, come ha detto lei, che si rendono anche disponibili a cercare di metterli assieme, visto che abbiamo anche i posti per farlo, o sbaglio, sindaco? No, hai super ragione Mirella, non sempre è così semplice purtroppo, anche il fare squadra dovrebbe essere la normalità, ma non lo è, purtroppo, anche se ci stiamo... Io parlo del mio piccolo, ci stiamo provando anche insieme alle parrocchie, soprattutto cerchiamo di offrire servizi diversi che si integrino e che vengano incontro anche ai nuclei familiari più in difficoltà, che come dicevi tu giustamente hanno il problema di sbarcare il lunario, non tanto quello di pensare al caro ferie, ma al caro prezzi in generale. Però devo dire la verità, noi abbiamo comunque un tessuto associativo e sociale, non parlo solo di Riese, parlo in generale, che è veramente una ricchezza. Sembra una frase fatta e scontata, però partiamo da veramente un sostrato di associazionismo e di volontariato incredibile. Il coordinamento però non sempre è semplice, e quando, passatemi il gioco di parole, ognuno talvolta guarda la propria parrocchia, e non intendo solo le parrocchie, intendo anche... Bravo sindaco, è proprio quello il problema, là il problema. Sì. Però bisogna parlarne, sindaco, bisogna dire come faccio io, questo è il problema, non sono i ragazzi e le famiglie, sono le associazioni che non fanno squadra, poche. Abbiamo Graziella da Mestre, vai Graziella. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai suoi ospiti. Sono d'accordissimo sia con te, con il parroco e anche il sindaco. Io sono nata in parrocchia perché ho fatto tutte quante la mia gioventù, mi sono sposata, ho portato i miei figli al patronato, ai giochi, siamo stati in gita insieme. Adesso ho portato i nipoti e il tempo è cambiato dal giorno alla notte. Non si vede più quella armonia tra amici, tra genitori, proprio, è mancata proprio. Io penso che sia proprio questo sistema di telefonini, tutti quanti contano per conto proprio, e poi c'è tanta invidia non è più l'Italia e i patronati e tutte quante la gente che era una volta. Siamo cambiati anche noi proprio. Vedo io stessa proprio che quando parlo con qualcuno fa: ma ti ricordi Graziella che bei tempi che si andava di qua, di là? È cambiato tutto, il mondo che è cambiato in peggio. Ciao Mirella, continua così, sei meraviglioso. Grazie Graziella, grazie tantissimo Graziella. Fra poco vado via. Ti saluto e fai buona vacanza, riposati e torna in carica. Grazie cara, grazie. Ciao, Graziella. Buongiorno. Ecco quello che dice Graziella, però fa riflettere Don. Graziella dice, siamo cambiati anche noi, è là il problema, non sono i ragazzi che sono cambiati, perché io sento anche gli alpini che hanno fatto questi campi scuola senza cellulare, eppure hanno dei numeri incredibili, i ragazzi che vogliono ritornare a fare il campo scuola, che non se ne fregano del cellulare. Siamo noi che non riusciamo a unirci e dare quello che i ragazzi si aspettano, che è l'ascolto, il dialogo. Prego Don. Allora, apro e chiudo una piccola parentesi anche sui costi dei GREST. Ad esempio, anche noi facciamo un GREST parrocchiale e ha un costo, ma il costo che cosa va a coprire? Va a coprire i materiali che la parrocchia con i conti in rosso non potrebbe coprire, è semplicemente questo. Poi
Altro esempio, diamo la merenda ai ragazzi, è una merenda ben sostanziosa e anche questo ha dei costi, pur essendo tutto volontariato quello che si fa. Calma Don, allora io dico, visto le aziende che abbiamo e la possibilità che hanno, visto che tutti dicono che fanno volontariato, che danno tantissimo Magari. e che possono scaricare, perché scaricano le cose che ci danno, le possono scaricare, allora lei fa un bel giro tra il suo... Ecco, poi se no chiamiamo anche il sindaco Guidolin, chiamiamo i sindaci che chiamano questi imprenditori che dicono io devo fare il Magari. GRES, mi dai una mano per fare... O sbaglio sindaco, perché bisogna anche smuoverli, perché tutti regaia, tutti fa tutto, però alla fine sentiamo il Don che deve comprare e brioche, il tè, il i brioche succhi che di li fanno frutta, altri, che li ecco fanno quelle altri. robe là. Cosa dice sindaco? Coinvolgere di più gli imprenditori, ce ne sono che danno perché non possiamo Sì, sparare ce ne sono, per carità, ce ne sono assolutamente, molti. però che ne sia anche qualcuno che secondo me si defila dicendo lo faccio già, magari la famosa frase che ti senti quando che fai una colletta alimentare, grandi. Allora prego sindaco, dopo andiamo in pubblicità. No, sono d'accordo. Io mi ritengo fortunato da questo punto di vista. Uno, perché ho un tessuto economico importante qua a Riese, quindi con molte belle aziende, ma anche aziende che sono presenti quando viene richiesto, e anche non solo da me, insomma, quando si mettono a disposizione. Spesso però loro dicono guardate che siamo tirati per la giacchetta da tantissime parti, e credo sia vero. Anche in questo sarebbe meglio un coordinamento, insomma, che ci fosse una sorta di budget per le associazioni da gestire insieme. Non è semplicissimo immaginarlo, però molti degli imprenditori comunque, io dico anche una cosa, e lo ricordo anche quando facciamo gli incontri con il pubblico, i cittadini, le nostre aziende negli anni della grande crisi di 10 anni fa hanno fatto da ammortizzatori sociali, spesso in silenzio, senza lasciare a casa persone, quindi hanno svolto anche un ruolo sociale. Sempre più si rendono conto che l'azienda ha un ruolo sociale molto importante, è sicuramente un'entità economica, ma ha un ruolo sociale nella comunità in cui opera, e sempre più si sta, secondo me, sviluppando questa sensibilità da parte sia dei proprietari, degli imprenditori, ma anche di chi magari la dirige, dei manager, dei dirigenti. Per cui da questo punto di vista secondo me stiamo andando in meglio. È chiaro che l'ottimo ancora non c'è. No, sindaco, non andiamo in meglio. Pensi che ci siamo riuniti a Venezia come Empori Solidali, da 7 che eravamo siamo in 27. Questo non è di sicuro stare allegri, ma fa molto riflettere, vuol dire che la povertà sta aumentando. Le famiglie non ce ne sanno più, non sono miserabili, sono famiglie che hanno perso purtroppo il lavoro, non riescono neppure più a pagare il mutuo, stanno perdendo anche la casa, e fortunatamente hanno il coraggio di avvicinarsi a questi Empori Solidali e hanno il coraggio di chiedere aiuto, perché altrimenti non c'è niente da fare. Non si può morire di fame, e non si può, ma non si può neanche fare, perché abbiamo di tutto e di più, bisogna dirlo, grazie a questi Empori Solidali, grazie alle parrocchie, grazie all'associazionismo. Ecco, mettersi assieme e cercare anche con le aziende, pensare il cibo che va buttato via tutti i giorni, anche in questo momento, e dopo sentire che noi dobbiamo andare a prendere e comprare le cose, perché questo succede, perché non siamo capaci di dare un'offerta dignitosa, perché la borsa deve essere dignitosa. La borsa non può essere fatta solo di un pacco di farina, 1 chilo di pasta e 1 litro di latte. Io è una vita che lo dico. Bisogna dare una borsa dignitosa, devono mangiare una settimana queste famiglie, ma stiamo scherzando? Sono mica maiali, per non dire altro, perché veramente bisognerà che ci coordiniamo per capire, come dice il sindaco Guidolin, come migliorare. Ecco, non dobbiamo peggiorare, dobbiamo migliorare, e non siamo spazzatura. Ecco, ricordatevi che non abbiamo maiali, abbiamo delle persone per bene. Forse delle volte mangiano meglio i maiali che certe persone a casa. Pubblicità.
Questo ritorno ce lo fa vedere un po' più da vicino, ce lo fa toccare, abbiamo bisogno anche di queste manifestazioni più fisiche e credo che rivederlo soprattutto nel suo santuario delle Cendrole sarà molto commovente. Sacerdote di Riese, pontefice, santo, tornerà nella sua terra natale Giuseppe Sarto, torneranno a casa le spoglie di Papa Pio X. Per la prima volta nella storia, dal 6 al 15 ottobre, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, l'urna che conserva il corpo del santo partirà dalla Basilica di San Pietro a Roma per arrivare poi nella Marca. Arriverà prima a Treviso, sarà ospitato nella cattedrale di Treviso, lui ha avuto compiti in seminario, è stato cancelliere, è stato veramente in questi luoghi ed è bello che possa passare di qua. 24 ore alla cattedrale di Treviso e poi il viaggio verso il comune di Riese Pio X. Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre verrà a Riese, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose per poi permanere fino a domenica 15 ottobre al santuario della Madonna delle Cendrole, dove sarà possibile appunto visitarlo. Dall'8 al 15 ottobre infatti sarà possibile visitare la salma del Papa Santo e non solo. Per l'occasione ci stiamo preparando da più di qualche mese, vorrei dire anno. In particolare è stato effettuato il restauro conservativo completo della casa natale ed è in corso di realizzazione il riallestimento museale del museo adiacente, per cui per l'inizio del pellegrinaggio sarà completamente nuovo e riallestito. Pellegrinaggi, veglie e celebrazioni, un calendario ricco di tappe e appuntamenti consultabili nel sito papapiodecimo.it, dove sarà possibile anche prenotare le visite. Allora, Sindaco Guidolin, fervono i preparativi, ecco, cosa ci racconta, come sta rispondendo Riese Pio X, perché sono veramente degli avvenimenti importantissimi, forse i paesi lo sentono ancora di più che non le città grandi gli avvenimenti, a parte quei fedeli, diciamo. Cosa ci racconta, Sindaco? Per noi è un momento storico, è un momento molto impegnativo, perché ovviamente prepararsi per accogliere i pellegrini, i visitatori che ci aspettiamo in quella settimana di ottobre, per un paese di queste dimensioni, anche se abbiamo il titolo di città, rimaniamo un paese, è impegnativo ma è altrettanto bello. Il paese secondo me lo sta aspettando, lo stiamo aspettando da anni, è la prima volta che avverrà, come si diceva anche durante il servizio. Per noi è un momento storico, è il nostro simbolo che ritorna, anche se solo per qualche giorno, a Riese, ed è quindi un momento di grande, sia da un punto di grande fervore, sia da un punto di vista spirituale ma anche identitario. Noi stiamo cercando di prepararci per questo momento già da qualche anno, anche perché l'iter per arrivare a questo momento è stato molto complesso, è complesso, quindi ci sono tutta una serie di passaggi da fare, e ringrazio ancora una volta il nostro vescovo e tutti i rappresentanti della diocesi per aver creduto nella bontà di questo progetto e aver collaborato in questi mesi. Noi ci stiamo preparando perché fervono i preparativi sia da un punto di vista strutturale. La casa natale è stata chiusa al pubblico per 5-6 mesi per consentire un restauro completo, e ancora parte del complesso museale è ancora chiuso perché stiamo completando i lavori per il museo, il riallestimento museale, e verranno inaugurati il 21 di settembre di quest'anno alla presenza del vescovo Michele. Ma poi tutta una serie di piccoli e grandi lavori in paese, perché il paese in quei 10 giorni sarà, tra virgolette, diventerà pedonale, verrà creato un percorso che dal centro di Riese si snoda fino al santuario della Madonna delle Cendrole, dove verrà collocata l'urna di Papa Pio X, e quindi ci sarà anche una sorta di preparazione fisica e spirituale al momento in cui si andrà a vedere, a quasi toccare con mano il corpo di Pio X, e tutta una serie di eventi, di collaborazioni che stiamo mettendo in piedi, anche perché questo momento non rimanga solo, passatemi la quasi battuta, il classico passato il santo, passato il miracolo, perché in questo caso si parla proprio di questo, ma rimanga qualcosa di strutturale nel tempo. Noi stiamo in questi
mesi stiamo contattando tutte gli enti, le istituzioni, le parrocchie che nel mondo sono dedicate a Pio X, sono veramente tante, forse come pochi altri, se non forse nessuno, forse Padre Pio può vantare questo, nessun altro del Novecento ha avuto una diffusione così capillare come perché seminavano bene, adesso continuano a raccogliere, questa è la verità, chi semina bene raccoglie. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno al sindaco e anche al Don, quell'altro signore, ecco. E volevo dire, io nel 1998 ho fatto un quadro del Papa Pio X e l'ho portato a mostra qua a Riese perché sono pittrice e faccio sempre le mostre. Ecco, ho fatto il Papa e l'ho messo in camera. Adesso ho la mia nipotina che ogni volta quando viene va in camera a baciarlo. Pensa. Bello. E ha 7 anni. Vedi? È una cosa bellissima. Sì. Ecco, e volevo dire a come si chiama il sindaco Guidolin, se per caso è il nipote di Giorgio Guidolin, che è mancato, che è poco. No, non siamo parenti, lo conoscevo bene purtroppo, ma non siamo parenti. Ah, pensavo che fossi il nipote di Giorgio, perché siccome che mio marito era amico, molto amico, e di fatto in cimitero sono proprio seppelliti vicini. Sono proprio vicini. E ho detto, ma guarda, ho detto che coincidenza, ecco, volevo sapere questo, se era il nipote. No. Grazie Mirella, grazie anche della telefonata, Grazie, complimenti per la nipote, vuol dire che anche voi state seminando bene, però mi fa riflettere questa telefonata, perché non è la prima volta che un diversamente giovane chiama dicendo ma lei è parente o un sindaco o l'ospite che ho di, perché ha lo stesso cognome, perché una volta abbinavano il cognome alle persone che si conoscevano e c'è ancora questa storia, la curiosità di sapere se, ma è una curiosità bella, è una curiosità della storia del paese, o sbaglio Don? Altro che arrivano ad esempio tantissime richieste di poter consultare i registri parrocchiali per ricostruire gli alberi genealogici e questo ricostruisce la storia di una famiglia, è interessante, è bello. Allora, come questo. commenta quello che sta, l'avvenimento che ci sarà a Riese Pio X a ottobre, la storia di questo sacerdote, Papa, Santo, prego. Beh, naturalmente la storia di San Pio X è una storia conosciuta e bella, nel senso che San Pio X è uno che ha fatto la gavetta. Cominciato da cappellano, poi parroco, poi in seminario, poi cancelliere, vescovo, patriarca, papa. E nella sua semplicità ma anche determinazione è stato, appunto lo diceva anche il sindaco, uno delle più grandi figure del fine 800, inizi 900. E è un fatto più unico che raro che un papa sepolto, un santo a cui è dedicato addirittura un altare a San Pietro, venga in viaggio, chiamiamolo così, con le sue spoglie per tornare nel suo paese natale, anche se per un periodo molto breve, ma secondo me è una figura anche da riscoprire, la figura di San Pio X, proprio per questa sua gradualità, diciamo, e che ci fa capire che anche partendo dal piccolo si può arrivare a qualcosa di grande. Qualcosa di grande, prima si parlava del seminare, no? E era proprio la parabola del seminatore di domenica scorsa nel Vangelo. La forza sta nel seme, ma se il seme trova un terreno buono fa di quelle cose straordinarie. Allora andiamo a vedere invece il seme che sta cercando di mettere nei ragazzi Don Darcier. Andiamo a vedere queste foto, questa mostra dell'ego che sta facendo, ecco, la commentiamo allora Don, ecco, commentiamo cosa stiamo vedendo, guardate cosa riesce a fare il Don. Beh, questi sono set ufficiali per dire, quindi è qualcosa di già pronto, basta seguire le istruzioni per far questi, poi ce ne sono anche, vedremo magari più in altri filmati dei set custom, delle cose inventate da vari autori. Ecco, il perché di questa mostra è un perché alla fin fine vario, nel senso che questa è la seconda edizione,
della mostra Lego la stiamo facendo in parrocchia Carpesica in concomitanza con i festeggiamenti del patrono. Ecco, sono anni che l'altro promotore della mostra, Carlo Fadel, un amico di Oderzo, mi dice: perché non facciamo qualcosa, tu che hai questa passione, insieme? E abbiamo approfittato l'anno scorso un po' per la ripartenza dopo il Covid, facciamo un po' da volano per la Sagra e la Sagra fa un po' di volano per la mostra. L'anno scorso c'erano principalmente opere mie e sue e di qualche bambino della parrocchia. Quest'anno gli espositori sono più di 15. Sta crescendo e ogni volta che qualcuno viene a vederla, sai che ho qualcosa anch'io da portarti, tieni conto per il prossimo anno, perché lo spazio è risicato, un piccolo salone parrocchiale. Il perché di questa mostra, oltre che per la passione e anche per fare un po' da volano, ripeto, dopo il Covid, è quello di far vedere che il tuo parroco non è un bacchettone che se ne sta chiuso in chiesa o altro, ma è qualcuno che sa stare anche in mezzo ai giovani, sa trovare anche il suo modo di divertirsi. È anche un gioco culturale. È un gioco decisamente culturale. Prima il sindaco parlava di quanto siamo presi dai social e altro. Questo è un modo per staccarsi dai social, pur avendo una comunità social enorme, anche il discorso dei Lego. Perché? Perché stimola bene o male la fantasia, un po' di lavoro manuale, quel minimo che c'è, che non fa male, ma soprattutto la creatività. Di questi ragazzi che hanno, lo diciamo, che hanno la creatività. Hanno una buona creatività, anzi, e questo stimola appunto questo tipo di gioco, la creatività, perché se è vero che questi sono set, ecco adesso dove vediamo una sorta di trattore, questo l'ha costruito un ragazzo di prima superiore con dei pezzi che aveva. Ma la cosa interessante non è tanto l'aspetto fisico, che è un po' non perfetto, diciamo, ma tutto il conto che ha fatto nei meccanismi per far andare il trattore perfettamente, con i vari pezzi intercambiabili. È qualcosa di, non dico eccezionale, ma che ha stimolato la creatività. Pensate, basta poco anche per cercare di tirare fuori questa creatività. Allora andiamo a vedere anche le foto, vediamo se abbiamo anche le foto, che sono molto belle, fanno capire che questi ragazzi, questi ragazzini, quando poi frequentano determinati padri, don, oppure scuole, la creatività viene fuori, basta saper diciamo cogliere che questa l'attimo. è farina del loro sacco, non ho insegnato io a fare. Però lei ha dato la possibilità di fare questo e l'idea ha detto poco, è quello che dovremmo fare in molti. Ecco, trovare spazi, sindaco, per la creatività di questi ragazzi, perché allora il sport se ne fa pochissimo, 2 ore solo in classe, per fortuna che Sentai 2 era un'ora, rispetto all'Europa che ne fa molto di più. Se uno vuol fare qualche attività tutto a pagamento, e come si parlava prima, queste famiglie sono veramente in crisi, ve lo posso assicurare, vedrete in autunno, ma non perché lo dico, perché purtroppo avete sentito i numeri che vi ho dato da 7 a 27 empori solidali, senza contare tutte le parrocchie adesso che c'è in giro, fa molto pensare. Ecco, perché non si può trovare la forma di stare assieme? Ad esempio adesso c'è la storia dei migranti, questi ragazzi, questi giovani, questi bambini. Abbiamo visto una politica a volte becera che parla alla pancia, questa cattiveria, io la sento anche dalle telefonate, non possiamo accogliere, non possiamo, certo bisogna migliorare, ma cosa facciamo adesso? Ci chiudiamo in casa, barrichiamo le case? Mettiamo inferriate, mettiamo allarmi, non si esce più di casa alle 5 perché si ha paura del diverso, sono tutti ladri, delinquenti, spacciatori, drogati, perché questo è il messaggio che è passato, e forse ha fatto diventare anche sospettosi più che cattivi, direi, Don, anche i nostri diversamente giovani. Io sono emigrato ma io mi comportavo bene, facevo, ma non sono tutti così. Cosa vuole dire Don questa mattina? E poi sentiamo anche il sindaco. Appunto, ha usato Mirella la parola giusta, sospettosi, c'è tanto sospetto, e secondo me questo ha accentuato ancora di più dopo il Covid. In che senso? Nel senso che il Covid, secondo me, ha tolto il coperchio a una pentola che stava già bollendo o vuota per certi aspetti, e quello cioè di vedere l'altro non più come un amico, un conoscente, ma come un nemico da stare alla larga, perché guai mai che tu mi attacchi qualcosa e quant'altro. E questo il Covid lo ha accentuato in maniera enorme.
Faccio un esempio molto molto semplice. Io sono originario di Cappella Maggiore e sto in casa mia, in un piccolo borgo di case, siamo 4-5 famiglie. Mi ricordo da bambino, noi ragazzi giocavamo fuori, gli anziani si sedevano sulle panche, chiacchieravano, i nostri genitori anche, così. Adesso è tanto se ci salutiamo, ciao come stai? E siamo le stesse persone di prima. E appunto siamo cambiati noi. E appunto questo cambio appunto non sempre è andato per il meglio. Una retroevoluzione, una involuzione, chiamiamola così. Sindaco, come commenta? Lei fa parte del centro-sinistra, stanno litigando anche nel centro-destra, molti litigi, ecco, a volte per accaparrarsi qualche voto, e non può funzionare così. Leggevo stamattina mancano 3.000 addetti ai lavori nei campi, ecco, solo nell'agricoltura 3.000 addetti, non abbiamo giovani, non li abbiamo proprio perché la denatalità si fa sentire, però una certa politica ancora ottusa che non vuole guardare avanti, che non vuole migliorare. Cosa ci dice, Sindaco? Sì, quello che hai detto prima, Mirella, è sacrosanto rispetto a questo tema. È un tema che ha una complessità tale che non può essere trattato con frasi semplicistiche e slogan come spesso viene fatto, e ha ragioni storiche e geopolitiche importanti e che non possono essere ridotte a una politica del porti chiusi e ognuno e aiutiamoli a casa loro. Aiutarmi a casa loro non vuol dire niente se non mi è messa in campo una politica importante. Dall'altra parte noi sicuramente quando le persone vengono bombardate tutti i giorni da messaggi inquietanti di paura, di sospetto, non possono che reagire in questa maniera di fronte a questa tematica. Io credo che sarebbe opportuno abbassare i toni i toni quantomeno ideologici e politici rispetto a questo tema, e prima di tutto mettere davanti le esigenze delle persone. Stiamo perdendo di umanità e spesso tutto si concentra sui meri numeri, quanti morti nel Mediterraneo, quante persone entrano, e non si legge la sofferenza che c'è alla base di questo. E poi, sono tutte tematiche poi secondo me allacciate, anche quando, tornando prima si diceva i nostri figli facciamo pochi figli, sono super stimolati, troppo stimolati, hanno miliardi di distrazioni, di stimoli che alla fine però non li fa concentrare veramente, e questo vale per tutti noi. I tempi di reazione a cui siamo sottoposti sono aumentati tantissimo. Se prima si scriveva su carta e penna, adesso siamo costretti a lavorare con social, con mail, e la velocità che ci viene richiesta non ci dà neanche la possibilità di andare a riflettere in maniera più composta e strutturata anche su tematiche come queste. E io non ho una soluzione, ovviamente. Lei non ce l'ha, però, Sindaco, dobbiamo correre perché siamo in chiusura, però vorrei vedere questo servizio con lei e con il Don perché è molto importante. Andiamo a vedere il servizio sindaci migranti. L'accoglienza diffusa, ma nella pratica, nella vita reale, ovvero quella di un comune di 7.200 abitanti come San Zenone degli Ezzelini o Volpago del Montello, 10.200 abitanti. Io sono in una situazione nella quale ho avuto recentemente vari sfratti di varie persone, di varie famiglie che vivevano e risiedevano a San Zenone, e non riuscivo a trovare loro una sistemazione anche provvisoria per poter inserirli, per poterli farli anche poi riprendere quella che è la loro vita in società. Come posso io oggi prendere e ricominciare ad accogliere, come ho fatto, perché abbiamo fatto anche con i profughi ucraini. Non abbiamo immobili, non abbiamo neanche case ATER, non ci sono disponibilità perché qualora appunto c'erano delle abitazioni libere, sono state assegnate.
E non voglio nascondere, neanche io sono d'accordo con il sindaco che ha detto prima, cioè conclusi i 2 anni di fermo degli sfratti, anche a Volpago ci sono queste situazioni molto importanti. Per gestire l'emergenza ucraina, privati e Caritas hanno messo a disposizione volontari e strutture. Oggi l'emergenza si chiama immigrazione, con numeri impressionanti di sbarchi a Lampedusa. I primi cittadini potrebbero diventare, con il protocollo firmato dalla Regione con ANCI, parte attiva della catena nella gestione dell'accoglienza, a fronte della creazione di una cabina di regia. Eppure né San Zenone né Volpago in quota Lega confermano di poter accettare un numero anche esiguo di migranti, se non per pochi giorni. Un posto, vediamo se lo troviamo, a costo di pagargli un bed and breakfast o qualcos'altro, è logico che un sindaco si attiva. Il presidente ANCI, Mario Conte, ospite ieri sera di Christian Arboitering, cerca di placare la polemica politica. I respingimenti, siamo al governo e quindi evidentemente non deve chiederli né a Zaia né a Conte, dovrebbe chiederli alla Meloni. In più da re si trova anche in Europa, no? E proprio lì dovremmo combattere per mettere la parola fine a questa emergenza. Quando dice se Conte vuole portarseli a Treviso, io ricordo che me ne sto ritrovando senza la mia volontà 500 dentro la caserma Serena. Già quelle 500 sono troppe e chiederò anche al prefetto di procedere con lo svuotamento. Quando? Ma nelle prossime ore. Io già oggi mi sono sentito telefonicamente. Allora Don, come commenta questo servizio e soprattutto questa paura, soprattutto del colore nero? Io sento le telefonate, mentre la pelle bianca non crea molti problemi, la pelle scura crea molti problemi. Come mai? Ma sinceramente non so spiegarmelo, ma posso avere qualche... nota anche lei? Sì, cioè, posso avere qualche ipotesi. È la paura del diverso che c'è sempre stata in qualsiasi ambito, non mi riferisco semplicemente al colore della pelle. Proprio l'altro giorno stavo parlando con un mio amico di colore, appunto, e dicevamo che il vero razzismo sta nella testa, non nel colore della pelle. E purtroppo è questo. Forse, dicevamo anche prima durante la pausa, abbiamo tanto paura del diverso perché noi per primi abbiamo perso la nostra identità. Non tanto di identità di bandiera, per carità, perché quella c'è e forse c'è fin troppo, prima parlavamo dei vari campanilismi, quanto piuttosto di chi sono veramente io. E allora chi è diverso e mi costringe in un certo qual modo a mettermi in gioco, mi scomoda. Allora, scopriamo chi è il nostro sindaco, anche Matteo Guidolin. Guardate questo servizio. Se c'hai man e spassetton vanti in brio se o te dopo a camera mi fa mai brassi sacrano ma sul pibeo che ho finito alzo a testa e te si là fermate sui tuo carro da Dio non sta a venire dentro appena finito lavar aspetta il manco che si asciuga fa un altro passo a te metto e mai indosso se crede ogni volta perché fai apposta per chi mega viocciapa non so mia vostra serva corri fuori suito muovate godito vara quante pecche che te che sa se nuti e che snette se dopo vegni dentro domani sto in letto porco can ma appena finito di dire questo giro a testa pardea guarda che altro le dio fare il vespo non sta a venire dentro go appena finito lavar aspetta il manco che si asciuga fa un altro passo a te metto e mai indosso a te credo ogni volta perché fai apposta per chi mega viocciapa serva non stai a farmi bestemmare non stai a farmi bestemmare non stai a farmi bestemmare
e no, non stai farmi bestemmare, non stai farmi bestemmare, non stai farmi bestemmare e no. Appena finito lava, aspetta il manto che si asciuga, fa un altro passo, a te metto e mai indosso, a seguire ogni volta, perché fai apposta, per chi mi cambio ciapa, non so mia vostra serva. Los Masadores Passetón, sindaco, ci racconti questa avventura? È un'avventura che è giunta al 15° anno ormai e che continua ancora e che almeno noi vediamo che alla gente piace. È nato come uno scherzo, tra virgolette, come un passatempo tra amici, poi nel 2009, quando qui a Vallà ci fu la tromba d'aria, all'interno di una serata dedicata insomma alla raccolta fondi per i danni, ci inventammo di prendere una canzone, la canzone Domani fatta per l'Abruzzo, e cambiarla in dialetto intitolandola Ioani. Da subito piacque e da là ci siamo messi a fare le cose un po' tra virgolette sul serio, per quanto sul serio possano essere presi questi video. Ormai questo risale a quasi 15 anni fa in effetti, e si vede purtroppo per me, però nel tempo abbiamo continuato a fare canzoni nostre, a suonare in giro per il Veneto, portando almeno spero un po' di allegria, di spensieratezza tra le persone, anche in anni che non sono stati semplici, e vediamo che alle persone tuttora piace. Anche specialmente in questo momento veramente molto difficile, molto particolare, ecco, anche una canzone, un po' di musica allegra, stare in compagnia, basta poco, basta vedere il successo che hanno le sagre. La gente perché va alla sagra? Alla sagra vedi la famiglia completa, vedi i nonni, i genitori, i bambini, ecco, coinvolgere i ragazzi, perché stanno assieme. Io dico sempre che quando inizia la bella stagione, sindaco, i sindaci dovrebbero fare sagre da maggio a ottobre, sempre, continuamente, proprio cercare di unire il paese, di fare un po' di festa, perché c'è troppo poco in giro rispetto a quello che avremmo bisogno per far sentire meno soli, o sbaglio, Don? Sì, c'è bisogno di ricostruire, passatemi l'espressione, comunità. Comunità, di metterci assieme. Appunto, prima parlavo del Covid, ha distrutto totalmente tutto questo, non per questo non ce n'è bisogno. Anzi, forse c'è più bisogno di prima. Anche perché i preti sono pochi, Dom. E i numeri che avete, ecco, i numeri che avete sono tantissimi, come i medici, perché ormai questa è la storia, perciò anche i sindaci forse devono capire che devono lavorare più sul territorio e creare questa comunità, perché loro hanno i numeri per farlo, tramite i servizi sociali, tramite gli assessorati alle attività produttive, cioè mettere assieme, vediamo anche qua a Treviso, Suoni di Marca, ecco, questa gente che arriva, perché si ha voglia anche di evadere un pochino. O sbaglio, sindaco? No, sicuramente io me ne accorgo, perché con questa attività musicale ho la possibilità da molti anni di girare le sagre, le feste di tutto il Veneto, e a fianco ad alcune manifestazioni che magari hanno uno scopo puramente economico, parlo di festival dello street food, queste cose qua, invece le sagre mantengono questa accezione di portare fuori le persone del paese, di farle stare insieme, di chiacchierare, di far quella famosa comunità e anche la connessione tra loro che sono sempre state alla base della vita di questi paesi, e che hanno subito una forte contrazione col Covid, ma non solo, anche paesi che poi urbanisticamente cambiano, perché nascono nuovi quartieri, arrivano ad abitare nuove famiglie che magari conoscono poco il tessuto sociale, hanno la possibilità
di integrarsi. Proprio ieri sera io ho suonato ad una sagra a Vigonza, dove uno degli organizzatori era un ragazzo che veniva da un paese a circa 20 chilometri e che era passato in questo paese che si chiama Codiverno, per lui credeva un momento della sua vita, un passaggio. In verità, attraverso prima la scuola e poi nell'entrare a far parte delle associazioni, e adesso uno degli organizzatori della sagra, ha costruito intorno a sé un senso di comunità, una comunità che gli ha fatto scegliere come paese per il resto della sua vita. Quindi questa secondo me è la funzione di queste feste, di queste tradizioni che hanno molto spesso anche radici secolari. Sono feste che hanno veramente centinaia di Allora anni. voi che siete i sindaci, per cortesia fate questo, perché ne abbiamo veramente bisogno, creiamo comunità. Grazie a Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X, secondo mandato centrosinistra. Don Matteo Darcier, come ci saluta e che appello vuole fare? Ma bella domanda questa, un saluto classico, arrivederci, buongiorno, appello venire in Cesa perché le Cese le devo svodarse. Le 50 sfumature del grigio, meno occorre che le guardi al cinema, le vede in Cesa. Ecco. E perciò questo grigio deve diventare che colore? Un picciaro no, perché sarebbe peggio, un fiapi scuro, ecco. Grazie veramente a Don Matteo Darcier, parroco di Capersica, Cozzuollo, Formeniga, Madonna che nomi che ai nostri paesi, prima che ne ha detto uno il sindaco non ho neanche mai sentito. Come si chiamava il sindaco quello della festa, della sagra? Codiverno di Vigonza. Maria Vergine, pensa noi siamo veneti e non conosciamo neanche i nostri paesi. Grazie tantissimo, pubblicità. Grazie. Se te passi ai Rubè, guarda dentro bei fossi, che se legne che basta pa' far fuoco domani. Cosa farò io, Ani? Cosa farò? Ma Ioani, corri subito, vien qua, nel Garabaltar tutti frontari, e Maria il demonio, sacramento, guarda quanti mani. Siamo qui questa sera a Villa Margherita, ospiti di questa bellissima villa, per portare la testimonianza di una donna che è sopravvissuta alla violenza, che vuole con la sua testimonianza appunto aiutare altre donne che come lei vivono situazioni a volte anche di anni di violenza da parte del compagno, ex compagno, marito, fidanzato eccetera, che noi purtroppo vediamo in pronto soccorso, ne vediamo tantissime a livello della nostra Marca Trevigiana, quei pronto soccorsi che abbiamo e sono 6. Negli ultimi anni, dal 2017, abbiamo cominciato a fare una specie di indagine e teniamo conto degli accessi per codice rosa. Ne abbiamo viste più di 3.600, anche con figli minori. Quindi l'importanza di dare questo messaggio alle donne che possono uscire dalla violenza, che possono trovare aiuto, possono venire in pronto soccorso, possono chiamare il 118 oppure il 112, il 1522. Abbiamo 5 centri antiviolenza all'interno dell'azienda Marca Trevigiana che afferiscono appunto alla nostra azienda. Abbiamo 2 case rifugio, anzi 3 case rifugio, 2 indirizzo di tipo A e 1 di tipo B, e quindi le donne possono trovare aiuto. Non devono sentirsi sole e abbandonate. Noi ci siamo. Ed è con noi in presenza la dottoressa Katia Morellato, medico referente ULSS 2 Marca Trevigiana per la violenza di genere e codice rosa. Grazie dottoressa Morellato di essere qui, veramente importante, sono giorni particolari. Salutiamo anche l'avvocato Francesca Donadon, avvocato telefono rosa di Treviso, avvocatessa, decidiamo assieme come devo chiamarla perché devo sempre chiedere per non sbagliare, però quello che è importante è che dovremmo centrare l'obiettivo che è la donna, aiutare la donna
però cercando di parlare agli uomini. Questo è l'obiettivo, perché se ce la raccontiamo sempre tra di noi forse non andremo da nessuna parte. Sono loro che devono essere coinvolti, che devono dire cosa c'è che non va, il perché questo comportamento anche al di sopra di ogni sospetto. Delle volte, dottoressa Morellato, che immaginerebbe una coppia felice, dopo dentro le mura di casa succede di tutto e di più. Cosa ci racconta? E saluto anche l'avvocato Donadon. Prego, dottoressa Morellato. Tanto grazie Mirella per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Cosa posso raccontare? Quello che le donne mi riportano quando arrivano in pronto soccorso. Spesso storie che durano veramente tantissimi anni, di un rapporto che all'apparenza appunto sembra un rapporto felice, sereno, solidale, mentre in realtà all'interno delle mura domestiche l'uomo si trasforma e diventa veramente una persona violenta, aggressiva, spesso sequestra letteralmente la donna all'interno di casa, nel senso che la esclude da ogni tipo di rapporto, le impedisce di lavorare, le impedisce magari di frequentare addirittura la propria famiglia d'origine o le amicizie, e questo comporta nella donna una sorta di soggezione, di sottomissione tale per cui ha paura spesso anche a raccontare e non si fida di raccontarlo nemmeno ai familiari, perché molto spesso c'è un pregiudizio nei confronti della donna, che è considerata a volte, succede e si legge anche sui giornali, quella che ha provocato, quella che provoca le reazioni dell'uomo. In realtà noi sappiamo che ogni azione è responsabilità di chi la agisce, quindi anche la violenza è responsabilità della persona, in questo caso parliamo di rapporti interpersonali uomo e donna, dell'uomo che aggredisce la donna e spesso la picchia, la umilia. La violenza psicologica è un gravissimo problema, perché non viene riconosciuta, non è come il livido, l'ematoma che si vedono, e quindi magari qualcuno fa anche la domanda: ma cosa ti è successo, cosa sei caduta? La violenza psicologica è difficile da riconoscere, la donna stessa spesso non è consapevole e fa fatica a denunciare, appunto perché non si sente creduta. Le viene ripetuto per anni che non vale niente, che è una pessima persona, che è una brutta madre, una pessima moglie, che non è capace di fare niente, e quindi si convince purtroppo che questa è la realtà. Lei si vede con gli occhi del maltrattante, e allora quando arriva da noi bisogna veramente, parlo del pronto soccorso, cercare di instaurare un rapporto di fiducia, e quando la donna capisce che può fidarsi, allora sì, ci racconta tutte queste cose e ci racconta davvero storie incredibili e dolorose. Allora, avvocato Francesca Donadon, abbiamo sentito l'Elisabetta Ferraro, questa storia terribile, è venuta ospite diverse volte, l'ha raccontata. Ecco, questo distruggere le cose più care di Elisabetta, i libri, la biancheria intima, a livello psicologico, lei che si chiude in questa bolla, ecco, e cerca di ripararsi con questa bolla, è come entrare un'altra volta nel grembo materno, ti chiudi, ti pieghi, subisci. Ecco, perché non ci si ribella, avvocato? Si fa fatica anche a ribellarsi, nonostante anni e anni di persecuzione, di maltrattamenti. Prego, dottoressa. Avvocato. Grazie mille dell'invito, saluto anche la dottoressa Morellato. Sì, la sua domanda è una domanda veramente a cui è difficile dare una risposta, perché spesso in queste occasioni, in queste situazioni di violenza perpetrata per molto tempo all'interno dell'ambiente domestico, vengono anche in rilievo una sorta di legami tra il maltrattante e la vittima di violenza, che sono difficili da interrompere, da spezzare, perché anche se la donna spesso riconosce di non vivere in una situazione di serenità, di tranquillità, forse lo capisce anche di vivere in una situazione di maltrattamento che andrebbe risolta, andrebbe interrotta, però non riesce a fare il passo successivo, ovvero chiedere aiuto all'esterno per tutta una serie di motivi, tra cui il primo è sicuramente l'affetto che la lega al partner, spesso un partner di lunga data, spesso ci sono dei figli, c'è un progetto di vita, non è facile interrompere e spezzare tutto questo, perché denunciare un maltrattamento, denunciare delle violenze significa affrontare un percorso che porterà inevitabilmente a interrompere la relazione con il maltrattante, spesso anche con il nucleo familiare, porterà la donna a
affrontare un percorso difficile, fatto di sfide, fatto di solitudine molto spesso, però c'è tutta una rete effettivamente di servizi che sono a disposizione di tutte quelle donne che dovessero sentirsi in una situazione appunto di difficoltà ad uscire dal contesto familiare e soprattutto da una relazione violenta, nella quale non stanno bene, nella quale ovviamente ci sono tutti i sintomi del maltrattamento. In primis voglio dire, ci sono i centri antiviolenza che possono essere sicuramente contattati dalle donne. Il numero, l'ha detto prima la dottoressa Morellato, è il 1522. Scrivetelo a casa per cortesia questo numero che può essere molto utile. Ricordatevi che delle volte anche per qualcosa che si vede magari non si sa, è un numero semplice, scrivetelo 1522 che è molto importante. Prego avvocato. Sì, e risponderà un operatore, rispondono 24 ore su 24, che indirizzerà la donna al centro antiviolenza più vicino. Al centro antiviolenza la donna cosa può trovare? Troverà una assistenza immediata, innanzitutto un'accoglienza che è molto importante, un'accoglienza da parte di operatrici che cercheranno con la donna di comprendere appunto qual è la situazione, qual è la gravità del problema. Se la donna si trova in una situazione di pericolo, per cui vanno attivate tutta una serie di cautele e va assolutamente attivata la rete di tutti i servizi che sono disponibili sul territorio. Vanno magari allertate le forze di polizia, la donna può essere inviata al pronto soccorso qualora ci fossero appunto delle necessità di tipo sanitario immediato da risolvere. Attraverso appunto un primo screening si indirizza poi la donna o a un colloquio di sostegno psicologico in modo da sostenerla appunto in questo primo momento, perché le donne arrivano spesso molto fragili in una situazione emotiva, psicologica veramente compromessa, e quindi non sanno neanche loro di cosa hanno bisogno, però pian pianino, appunto passo dopo passo, anche grazie appunto agli aiuti, ai colloqui psicologici, possono essere aiutate in questo percorso di autonomia, perché l'uscita dalla violenza deve essere una scelta della donna. Avvocato, mi scusi se la interrompo, però voglio aprire anche una parentesi, perché continuiamo a dire mettere in sicurezza la donna, ma metterla in sicurezza al giorno d'oggi vuol dire che questa donna più delle volte deve lasciare la sua casa con i bambini, con i ragazzi. Pensate che traumi, lo dico sempre, che subiscono anche questi ragazzi, questi bambini, che non passeranno mai questi traumi, sono traumi violentissimi, mentre si lascia questo uomo a casa. Abbiamo visto recentemente in questi giorni questo uomo che, nonostante anni e anni che questa donna denunciava questa persecuzione, c'è un carabiniere che è in terapia intensiva, che è stato veramente ferito gravemente, un altro carabiniere che rischia anche per legittima difesa, diciamo così, non si capisce bene dove la legge sta, visto che non abbiamo la certezza della pena, e questa donna che, nonostante le denunce e nonostante che questo uomo non dovesse avvicinarsi, lui faceva continuamente questo, anche a livello psicologico, questa terribile violenza continua. Allora, o che non riusciamo a capire che questi vanno fermati subito e punto, e vanno portati via loro, mette il braccialetto elettronico, abbiamo anche una tecnologia incredibile, ma abbiamo la legge che allontana la donna. Io ti allontano, la porto in un centro di famiglia, per carità, con tutto il rispetto che io ho, guai se non ci fossero. Però io ho sentito donne che non vogliono questo, loro vorrebbero rimanere a casa loro, in sicurezza, andare a lavorare tranquillamente. Ciò non avviene, avvocato, non avviene, perché questi, quando si mettono in testa che devono arrivare alla persona, quasi sempre arrivano e nessuno può fermarli. E là è il grande problema che abbiamo, e non si fanno curare, non vanno nei centri. Per fortuna qualche giudice ha capito che deve obbligarli, allora fortunatamente qualcuno fa questo percorso, ma siamo lontani anni luce tra quello che passa la donna e quello che passa l'uomo. Cosa dice? Sento anche la dottoressa Morellato, poi torno dall'avvocato.
Penso che lei ha ragione, le donne di fatti hanno paura perché sanno poi quello che aspetta loro, hanno paura anche perché spesso si trovano vittime ulteriormente di quella che si chiama violenza istituzionale, per cui anche affrontare un processo, per esempio in caso di stupro, significa essere rimesse in discussione, cioè doversi difendere dall'accusa di essere state magari in quel posto nel momento sbagliato perché aveva bevuto, come se aver bevuto per la donna è sempre un aggravante, mentre per l'uomo è sempre un attenuante. C'è una grande difficoltà ed è, secondo me si basa tantissimo anche sul nostro sistema patriarcale, per cui spesso l'uomo viene comunque di fondo, non dico assolto, ma giustificato. Il fatto di non allontanare l'uomo, questa è una scelta legislativa che ovviamente io non sono in grado di dare risposte rispetto a questa. Ma la condivide? Assolutamente no. Credo che le donne e i bambini debbano essere tutelati a 360 gradi, mantenendo un loro equilibrio e non doverli allontanare, dovendo cambiare completamente la loro storia, la loro vita. Spesso sono anche i bambini devono sospendere la scuola, la frequentazione della palestra per esempio, o delle altre attività ludiche che fanno dopo la scuola, e questo è un gravissimo trauma che si aggiunge, come ha detto lei giustamente prima, a un trauma già vissuto, perché spesso i bambini, oltre ad essere vittime a volte di violenza diretta, cioè vengono picchiati e maltrattati a loro volta, sono sempre al 100%, nonostante le statistiche dicano di no, ma al 100% vittime di violenza assistita, cioè quella violenza che loro percepiscono anche quando non la vedono coi propri occhi. Lino da Mantova, salutiamo anche Mantova, vai Lino, ciao. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti gli ospiti anche. Questa trasmissione è molto interessante, quello che ha detto l'avvocato, quello che ha detto il signore. Sì, l'antiviolenza è un'istituzione molto importante e le ragazze devono capire di denunciare, non aspettare, denunciare senza paura, purtroppo, se no non se ne viene fuori. Dopo volevo aggiungere una cosa fuori un po' dal tempo. In Iran succedono delle cose incredibili. Vorrei vedere, non solo in Italia, magari a livello europeo, che vadano in piazza le donne a dire ma perché? Queste devono tenere il burka, se fuori un capello, le mettono in galera. Ma è ora di finirla, l'emancipazione femminile è già iniziata e dobbiamo continuare per il bene loro e per tutta la società. Ma come? Mettono in galera perché hanno fuori una ciocca di capelli? Ma è ora di finirla. E allora ci vorrebbe un movimento più forte, italiano e europeo, per non dire ancora di più. Io vi ringrazio e scusi signora Mirella e tutti voi. Ci mancherebbe, non dovete scusarvi, anzi la faccio per voi la trasmissione, sono molto felice che in questa trasmissione proprio chiamano molti uomini, questo è un bel segnale, ecco, che mi rende orgogliosa di questo, veramente. Grazie Lino, la sentiamo l'avvocato Donadon come risponde a Lino e anche a quello che abbiamo detto. Prego avvocato. Allora, è vero che nell'immediatezza la soluzione più immediata, ma per mettere in sicurezza la donna, è quella di allontanarla dalla casa familiare. Questa è una soluzione dettata dall'urgenza di intervenire. Ovviamente a seguito, successivamente appunto, una volta avvisate le autorità competenti o attraverso appunto una segnalazione alle forze di polizia o direttamente una denuncia, una querela, il pubblico ministero può applicare in questo caso l'indagato, una misura cautelare che appunto o il divieto di avvicinamento alla persona offesa o l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di farci ritorno. Questa misura potrebbe essere applicata anche direttamente dagli agenti di polizia qualora si trovino a accertare una flagranza di reato, ovvero possano allontanare d'urgenza il maltrattante dalla casa familiare, qualora magari venissero chiamati direttamente dalla donna per intervenire in una situazione di maltrattamento, insomma, che si sta verificando nell'immediatezza. Per quanto riguarda poi il rispetto di queste misure, questo è lasciato, è vero, purtroppo al buon senso, alla volontà dell'interessato che le subisce
ovvero del maltrattante o presunto maltrattante in fase di indagini, perché per carità ovviamente nella fase della denuncia, della querela, il pubblico ministero, per applicare una misura di sicurezza, scusate, una misura cautelare, che è una misura volta a evitare che ci siano reiterazioni del reato o a mettere appunto in sicurezza la presunta persona offesa, deve valutare tutta una serie di elementi che non sempre sono rendono immediatamente evidente il reato, e soprattutto la pericolosità che sussiste nella situazione che viene a lui prospettata, perché le misure cautelari non possono essere, siccome sono misure che limitano la libertà di un cittadino, non possono essere applicate sempre, in ogni momento e ad ogni richiesta. Avvocato, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo un altro uomo, Gianpietro. Prego. Da Campagna Lupia, poi riprendiamo, se no non ce la faccio. Vai Gianpietro. D'accordo Mirella, buona giornata intanto. Buongiorno. Buongiorno, Gianpietro Pesce da Campagna Lupia, Venezia. Vorrei fare una domanda anche all'avvocato, però dico quello che penso. Vai, vai. Tutta questa aggressività, sta roba, non è stata causata dal periodo dei 2 anni che sono stati chiusi in casa e adesso la gente si sfoga, aggredire, ma veramente, poi ti guardano male, storto, come per dirti ma cosa che vuoi? Ma veramente io vedo un cambiamento, secondo me, secondo la mia impressione, dopo ognuno la prenda come crede, vedo molto cambiata la gente. Per carità c'era anche prima, ma adesso veramente è una roba spaventosa, ragazzi. Facciamoci un esame di coscienza. Grazie, buona giornata. Grazie a te Gianpietro, prego avvocato. Sì, allora è vero che durante il Covid, che ha costretto tutti a una convivenza forzata in una situazione anche di emergenza e di incertezza sulla situazione sanitaria, possiamo dire mondiale, ha portato le persone a sviluppare sicuramente un'aggressività che si è vista con l'aumento dell'accesso, per esempio, delle richieste di intervento ai centri antiviolenza. È vero, però c'è anche da dire che il problema della violenza sulle donne, dei maltrattamenti in generale, c'è sempre stato. Adesso fortunatamente negli anni progressivamente l'attenzione su questo problema è aumentata e come si vede se ne parla di più, le donne per fortuna denunciano molto di più, si informano su quali sono gli strumenti che la legge mette a disposizione per la loro tutela, per la tutela dei figli, anche c'è più consapevolezza da parte della società, della politica. Devo dire che gli interventi negli ultimi anni sono stati molti, però non bastano interventi sulle norme con l'aumento delle pene, perché l'aumento delle pene fa poco. Dal mio punto di vista è necessario cambiare la cultura, a partire da una diversa educazione, dalla scuola. Avvocato, mi scusi, ma oltre a parlare e a dire come lei sta spiegando molto bene, non sarebbe il caso di fare, di agire? Perché parole ne abbiamo sentite a valanghe, è che la legge non va avanti, la certezza della pena non arriva, è quella che noi vogliamo e che tutti vogliamo, la certezza della pena. Ha sbagliato, ha infierito su questa donna, basta, va veramente portato via, non si può, non ne possiamo più di denunce su denunce. Questa ragazza che si è suicidata a 32 anni perché non si sentiva sicura, ma stiamo scherzando? A 32 anni, ecco, dopo quello che ha passato si è suicidata perché ha detto io non mi fido. Abbiamo un altro uomo, Leone da Trebaselle, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora hai ragione Mirella, qua c'è tanto parlare, ma pochi fatti. Cioè, prendiamo ad esempio quella ragazzina pakistana. Lei aveva denunciato, poi è stata portata in un centro, poi cosa è successo? Che non aveva i vestiti, allora l'hanno portata a casa a prendere i vestiti. Lì è stato un errore,
loro dovevano andare a casa loro, i carabinieri, e pretendere i vestiti senza portare la ragazza là. Perché poi quando è andata a casa lei è stata convinta a rimanere. E poi che fine ha fatto? È stata ammazzata? Cioè, di chi è la colpa? Qui io non mi fido di questo paese qui, perché qui siamo in un paese che ci sono le funivie che vengono giù perché per non spendere i soldi per la manutenzione dei sistemi di sicurezza. Ci sono i case di cura che bruciano perché non ci sono i sistemi di antincendio che funzionano. Ci sono i ponti che vengono giù perché non si fanno la manutenzione. Cosa vuoi fidarti di questo paese qui? Qui dobbiamo avere dei centri apposta, però per gli uomini. Però per fare questo ci vogliono i soldi. E come fai ad avere i soldi se Roma te li sta mangiando tutti? Se la Roma ladrona sperpera e non resta mai niente? Questo è il problema di questo paese. Qui non ci si può fidare di niente, perché tutti i problemi vengono affrontati male. Perché? Perché non ci sono mai i soldi, i benedetti soldi. E chi li prende i soldi? La Roma ladrona. Ciao Mirella, grazie. Gli investimenti importanti, hai detto bene, veramente Leone, bisogna investire su questo, creare e soprattutto iniziare a capire che forse è l'uomo quello che va portato via e messo in sicurezza, è la donna. Dopo dobbiamo migliorare la qualità della vita della donna, ma dobbiamo metterla in sicurezza, ma a casa sua, scusatemi, a casa sua però in sicurezza. Prego, dottoressa, come commenta? No, volevo rispondere al signor Leone. I centri per autori di violenza ci sono, in Veneto ne abbiamo 7 e la Regione Veneto sta sponsorizzando appunto la crescita di questi centri, anche l'attivazione visto il numero che abbiamo anche di femminicidi. Di altri sportelli, idem per quanto riguarda il numero dei centri antiviolenza, che ovviamente sembrano pochi, in realtà è stato fatto un calcolo, insomma ci sono anche delle regole da rispettare anche a livello europeo e quant'altro. La nostra regione è una delle regioni virtuose rispetto a questo fenomeno e a questa tematica, tant'è che sta anche pagando non solo per gli sportelli le case rifugio di tipo A e tipo B, ma anche per la formazione al personale, per esempio sanitario e tutto il personale della rete che ruota. Ferma dottoressa, siccome a casa non sanno niente di queste cose, cosa vuol dire? Vuol dire casa rifugio di serie A e casa rifugio di serie B, perché vogliamo anche capire. Allora, il tipo A sono quelle case a indirizzo segreto, nelle quali le donne vengono messe appunto per motivi di sicurezza e in caso di emergenza, per cui bisogna allontanarle immediatamente dall'abitazione insieme ai minori, spesso e volentieri, non avendo altre possibilità, perché tenerle anche in una struttura pubblica, parlo del pronto soccorso, piuttosto che in pronto soccorso come luogo fisico o in un reparto, diventa pericoloso perché i maltrattanti potrebbero raggiungere la donna e quindi agire comunque violenza anche all'interno di questi ambienti. Quindi viene messa in una struttura protetta. E lui rimane a casa sua. E lui rimane a casa sua. Nel frattempo il tipo B invece sono quelle strutture di transizione per le quali le donne vengono messe dove hanno fatto già un percorso, perché non sempre la donna che si allontana da casa e decide perché si può dire c'è stata l'ultima goccia, no, che ha fatto traboccare il vaso, voglio denunciare, voglio andare via, dopo rimane ferma su questa posizione. Le donne hanno il diritto anche di cambiare idea, quindi questo momento di allontanamento può essere utile loro anche per capire cosa vogliono veramente fare e il nostro dovere è quello di rispettare la loro volontà. Ovvio che se rischiano la vita, noi calcoliamo una specie di percentuale di rischio rispetto al loro rientro a domicilio, cerchiamo di convincere in tutti i modi a non tornare a casa e ad essere appunto collocate in una struttura di protezione. Tipo A appunto è quello indirizzo segreto in cui nemmeno io che affido la donna ai centri di violenza so dove va a finire, se non la donna ovviamente i centri e le forze dell'ordine, e tipo B di transizione in cui la donna può rimanere anche. E qua ci sono anche restringimenti di orari, perché io ho avuto anche, non so se è la fortuna o la sfortuna di andare a vedere questi centri e sono con degli orari molto, proprio per la paura che questa donna esca e che possa succedere qualcosa. Ma io dico, ma quando metteremo allora in sicurezza questo uomo in una casa dove avrà degli orari, che non potrà uscire come vuole? Perché guardate che io sono convinta che forse in politica quelle donne che adesso abbiamo anche in Parlamento, se forse riescono a girare e voltare anche pagina questo registro e dare veramente corpo
a quello che stiamo dicendo, che veramente questa donna deve rimanere in sicurezza a casa sua con i propri figli, con i propri bambini, andare al lavoro tranquillamente e forse cercare di capire dove mettere questo personaggio finché non cambia. Forse non andremo da nessuna parte, perché avete visto che loro continuamente a arrivare. Bene, arrivi, allora adesso dico basta, se tu hai fatto questo, che c'è una denuncia con testimonianze, adesso sistemiamo la questione. Avvocato, cosa dice? Dobbiamo fare un passo in avanti, perché anche quest'anno abbiamo dei numeri che veramente sono raccapriccianti, a dir poco raccapriccianti, tutti i giorni, ormai quasi tutti i giorni. Prego, avvocato. Sì, sono d'accordo con lei, dobbiamo fare dei passi in avanti e trovare delle soluzioni che vadano in questo senso, cioè nel senso di causare il minor disagio per la donna e cercare di dissuadere il maltrattante a reiterare i comportamenti. Non è facile e la soluzione non è facile da trovare. Scusi, avvocato, ma non ci sono questi centri per gli uomini dove si fanno questi percorsi proprio per il miglioramento? Sì, allora sì. Io ti metto in sicurezza, in più ti obbligo a fare questo percorso per vedere se veramente riesci a cambiare, perché sennò non ne andiamo fuori. Guardate che io sono impressionata prima dalle testimonianze che ho in studio di queste donne massacrate, maltrattate dopo 15-20 anni, una roba pazzesca. La donna che si innamora del carceriere, mettiamoci anche questa, perché anche noi non abbiamo tutte le rotelle a posto, dire la verità delle volte. Veramente dobbiamo capire anche chi siamo e dove vogliamo andare a parare, perché veramente non se ne viene fuori. Abbiamo i centri, però anche il dottor Romeo, che ho avuto ospite tantissime volte, dice fanno fatica gli uomini a avvicinarsi, non vogliono sapere. No, tu ti obbligo a fare questo. Come c'è la prima denuncia, sei obbligato. Abbiamo un'altra telefonata, un altro uomo, che bello stamattina. Vai Renato da Chioggia. Buongiorno signora, buongiorno. Lei la vorrei vedere, al Parlamento, lei, sì, con la sua grinta, con il suo modo di fare, la vorrei vedere al Parlamento. Pronto? Mi sente? Vai Renato, vai. La vorrei vedere al Parlamento lei. E niente, è la solita cosa. Vedo nel suo studio fiore di avvocati, di gente giustamente che ha studiato e anche belle signore, però purtroppo la realtà è come tutti quanti le hanno spiegato, cioè le leggi non rispecchiano la realtà. Ho assistito a cose impressionanti, a una signora che ha chiamato la pattuglia di carabinieri ancora anni fa, la pattuglia è arrivata, ha preso l'uomo ha detto sì, vado via, si è allontanata la pattuglia, questo è ritornato, una confusione, tutti i condomini fuori con questa poverina di donna, questo la minacciava, ritorna la pattuglia, sempre i due carabinieri, alla fine hanno fatto finta di andare via, un carabiniere poi è arrivato all'improvviso, l'ha preso per il coppino e l'ha battuto dentro in macchina. Mi ci è voluto 2 ore per questo, 2 ore per fare questo. Un paese, io penso, una cosa del genere dovevano arrivare e portarselo via. No, hanno un degheiro tutta la notte fuori tutti i condomini a vedere questo qua che gridava. Cioè, le leggi vanno applicate, è ora di finirla di dire siamo sotto organico. Siamo sotto organico, un attimo la pattuglia è impegnata da un'altra parte, basta. Cioè, le parole dette nel suo grandissimo studio, non da gente laureata giustamente, non rispecchiano la realtà che viene fatta in politica. La politica non è presente. Grazie signora, buongiorno e arrivederci a domani. Certo che non è presente, perché è una politica maschilista fino adesso, non c'è niente da fare. Speriamo che le cose cambino, adesso abbiamo una premier donna, speriamo che riesca a capire anche di girare pagina, perché voi ne abbiamo veramente bisogno. Io mi domando veramente queste figure femminili cosa stanno aspettando per cercare di portare avanti delle soluzioni, oppure veramente di far valere le leggi che ci sono, visto che quando io ho intervistato adesso il ministro Nordio, era giudice, ha detto bisogna fare prevenzione, ma come dice il nostro Renato da Chioggia, ma se non hai l'organico giusto come fai a fare anche prevenzione? Prego avvocato, poi sentiamo anche la dottoressa Morelato in base anche alle telefonate e a quello che si è detto. Sì, è vero, queste vicende succedono spessissimo, quella che ha raccontato il signor Renato. Però così è, cioè bisogna individuare, che le forze dell'ordine individuino il maltrattante in una situazione di flagranza come in questo caso, allora sono autorizzate ad applicare
una misura più forte che è quella di appunto portarselo via, come è successo in questo caso. Per quanto riguarda solo l'argomento sui centri per uomini maltrattanti, è vero che ce ne sono, ma troppo pochi, perché ci sono tantissime richieste, perché la legge sul codice rosso ha previsto che in caso di condanna il maltrattante a cui venga concessa la sospensione condizionale della pena debba, per poterne usufruire, fare un percorso obbligatoriamente presso uno di questi centri, che hanno una marea di richieste che vengono appunto da soggetti maltrattanti che sono stati condannati e che devono fare questo tipo di percorsi. Quindi purtroppo i posti sono limitati e spesso ci sono liste d'attesa molto lunghe. No, ma allora io direi adesso che abbiamo il ministro Nordio, visto che aveva detto così, quando io l'ho intervistato proprio si parlava di violenza, visto che lui ha detto le leggi ci sono, bisogna fare prevenzione, allora la prevenzione viene fatta investendo anche sulle strutture, come dice lei avvocato, visto i numeri che abbiamo. Allora per cortesia avvocato, ecco, con i suoi colleghi cerchi di far arrivare al ministro Nordio, visto che parlava di prevenzione in tempi sempre sospetti naturalmente, è ora di praticare la prevenzione investendo nelle strutture, visto i numeri, se no i femminicidi non finiranno mai. Dottoressa Morellato, cosa dice? Sono d'accordo, la prevenzione è fondamentale, ma bisogna partire non solo dagli uomini adulti ma anche dai bambini, bisogna cominciare a educare le nuove generazioni a rispetto dell'altro, perché purtroppo quando vado a scuola, qualche volta mi è capitato di andare a fare qualche giornata formativa sulla violenza e si fanno domande ai ragazzi e alle ragazze adolescenti, c'è ancora la mentalità che è l'uomo che deve portare i soldi a casa, che se c'è da fare carriera è giusto che se l'uomo a farla, la donna può rimanere a casa ad accudire i figli e quant'altro, e che magari una sberla ogni tanto può anche andare bene, si può anche accettare. Questo ancora le ragazze, parliamo degli anni 2022-2023, sì, non parliamo del secolo scorso. Esatto. Quindi bisogna partire veramente da lì, dall'educazione, dalle scuole, dai bambini piccoli, perché da quando si è bambini, parlo dei 4-5 anni, che si comincia a capire la differenza del genere, cioè maschio e femmina. Prima i bambini non hanno questa capacità, o comunque non sono così bravi come noi, non sono maliziosi a vedere cose. Le imparano spesso dalla famiglia, no? Si dice che è la società, la scuola e tutto quanto che rovina le persone. In realtà cominciamo dalla famiglia stessa, perché se un ragazzino e una ragazzina vivono all'interno di una famiglia in cui c'è violenza, in cui il padre agisce violenza contro la madre, è ovvio che quello è il modello che acquisiscono, e spesso e volentieri questi ragazzini e queste ragazzine che avranno purtroppo molto spesso dei disturbi anche fisici e psichici, okay, nell'età adolescenziale e adulta, devono essere aiutati. Perché devono capire che non è quello il modello a cui fare riferimento. La violenza non è mai la risposta, anzi. Però, dottoressa Morellato, noi veniamo in una società, purtroppo, per questi ragazzi, che la famiglia non è più la famiglia tradizionale di una volta. Tanto è vero che sono tantissimi genitori separati, perciò queste figure stanno nascendo con 2 donne, con 2 uomini. Cioè, per loro, in un momento delicato così di crescita, dovrebbero essere molto ascoltati, molto dialogo, ma fanno fatica. Io ho parlato con dei ragazzini quali mi dicevano la cosa più brutta è vedere dividere in me i genitori. Io preferisco vederli litigare ma uniti. Guardate che è una frase che ho sentito che fa rabbrividire. Sì. Piuttosto di dividerli, preferisco vederli litigare e mi fermo qua. Pensate quanto importante è la famiglia, i genitori per questi bambini, per questi ragazzi. Nel momento che i genitori si dividono, io sono convinta che forse non hanno esaminato bene la situazione, nel senso che prima di dividersi bisogna molto dialogare con i loro figli, perché li perdono questi figli, li perdiamo. Guardate che le situazioni che voi vedete veramente di baby gang, di bullismo, hanno dei vissuti, io lo posso dire perché sfortunatamente collaboro con la procura dei minori, dei vissuti terribili, e sono lasciati soli, fanno delle cose eclatanti, sono delle grida di aiuto, perché cosa offriamo in alternativa a questi ragazzi? Allora, tolti dalla casa con la mamma perché violenza in casa. Io ne avevo uno che è scappato 3 volte da questa casa in sicurezza, 3 volte,
e tornava a casa sua e si sedeva fuori, andavano a prenderlo e lo riportavano, perché quella era la sua casa, ed è un ragazzo che non so se ce la farà uscire, perché sono troppi i traumi, sono troppe le violenze, non solo fisiche, quelle psicologiche, sono ancora più terribili. Prego, dottoressa. Sì, la sofferenza che questi ragazzi, queste donne vivono è terrificante e spesso non trova una risposta. Purtroppo è anche vero che noi a volte non siamo in grado di riconoscere i campanelli di allarme e le richieste di aiuto, perché anche quando a scuola un ragazzino diventa a un certo punto iperattivo, diventa difficile da gestire, non fa più i compiti, arriva in ritardo, magari ha sonno, prende sonno in classe, piuttosto che mettergli un brutto voto in condotta, piuttosto che abbassargli la media, sarebbe il caso di capire qual è il problema di quel ragazzino, capire e confrontarsi con la famiglia. Al di là delle famiglie, secondo me famiglia è chi ama i propri figli. Io sono cresciuta per esempio in una famiglia in cui mio papà non c'era, ho avuto un papà adottivo e l'amore e l'affetto è stato comunque lo stesso. Anche se però aveva la figura presente sempre? Sì, generalmente sì, ma parliamo anche di figure omogenitoriali. Credo che l'importante sia l'amore che si trasmette e il rispetto reciproco fra le due componenti della coppia che dà l'esempio fondamentale. Ricordiamoci che la maggior parte dei femminicidi che sono sempre successi sono commessi da uomini che sono cresciuti in famiglie cosiddette tradizionali, quindi vuol dire che c'è qualcosa anche nella famiglia tradizionale che non va, perché una volta c'era il delitto d'onore, quindi fino all'81 il marito, padre, poteva uccidere la moglie o la figlia nel caso in cui pensasse che loro avessero commesso qualcosa che lo disonorava. C'era la patria potestà, adesso è diventata responsabilità genitoriale, ma comunque sempre il padre, anche in caso di separazioni, e questo me lo raccontano le donne, davanti quando fanno le CTU, spesso è la madre che viene messa in discussione perché non è abbastanza adeguata, non è abbastanza brava, mentre è difficile che il padre venga messo in discussione, anche quando è accusato di violenza. Anzi, siccome è comunque padre, va garantita a lui la visita ai figli, che spesso si rifiutano. E allora lì entra in gioco un'altra definizione, un'altra patologia inventata ad hoc, che è la PAS, cioè questa sindrome da alienazione parentale. Sono tante cose che devono essere messe, secondo me, a regime e bisogna ricominciare a rimettersi in discussione, appunto partendo, come ha detto lei, da una modificazione della mentalità patriarcale, perché se non cambiamo e se gli uomini non cambiano, non cominciano a pensare che le donne sono esseri umani, perché la violenza è una violazione dei diritti umani, oltre ad essere un reato, bellissimo, è una violazione dei diritti umani, è da qui che bisogna partire. Sì, anche perché gli esempi che abbiamo in politica non sono degli esempi veramente positivi. Ecco, quando io sento le prediche della famiglia tradizionale, magari da persone che hanno 2 amanti, 3 mogli e 8 figli, e capite bene che faccio fatica anche a capire da chi mi viene fatta la predica, avvocato no, perché funziona così. Se prima di parlare si guardassero allo specchio e si facessero poi un esame e poi parlassero, forse anche questi ragazzi riuscirebbero a avvicinarsi un po' di più anche alla politica tradizionale, visto che parlano di famiglia. Prego, avvocato. Sì, sono d'accordo con lei che spesso ci sono queste situazioni in cui si predica bene e si razzola male, per dirla in modo semplice. Però è vero anche che dobbiamo confrontarci, purtroppo o per fortuna, con l'evoluzione della società, quindi è sempre più frequente il dato che ci sono delle famiglie monogenitoriali, perché c'è appunto stato un matrimonio, una separazione, un divorzio, oppure delle seconde famiglie che vengono a crearsi. Anche questa è una struttura nuova che può creare magari dei traumi o comunque delle difficoltà a un bambino che viene da un precedente nucleo familiare. Detto questo, l'importante secondo me è quello che lei diceva prima, cioè l'educazione, la cultura, partire dall'esempio, dai buoni principi, dai sani principi, dalla tutela del minore. I genitori spesso litigano di fronte ai figli e questo è un errore. Il litigio è comunque una tipologia di violenza assistita anche se non coinvolge il minore, perché il minore sente, ascolta anche se è nella sua stanza e comunque avrà delle ripercussioni dal sentire i genitori litigare, urlarsi contro, e spesso nelle separazioni questo emerge.
Detto questo, è ovvio che non sono situazioni facili da affrontare, tutte le separazioni, è difficile che ci sia una situazione tranquilla, o perché c'è stata appunto una denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito, o perché appunto la situazione familiare è conflittuale per tradimenti dell'una o dell'altra parte che hanno posto fine all'unione matrimoniale. Quindi non sono situazioni facili e tranquille da affrontare, in cui si può ragionare con calma e tranquillità, linearità, avendo sempre come fulcro e obiettivo la serenità dei figli. Spesso questi figli vengono un po' utilizzati, lasciati da parte, invece bisognerebbe che fossero appunto il primo pensiero di tutte le parti coinvolte in una situazione di conflittualità, come può essere appunto una separazione o appunto una situazione anche di fuoriuscita dalle violenze, perché anche il minore, anche se non è il destinatario delle violenze, ma vede appunto le violenze agite nei confronti della madre, sicuramente è vittima al pari della madre stessa. Allora, avvocato, mi scusi, ma devo andare avanti anche con un altro servizio, vorrei vedere anche cosa ha detto, diciamo quasi quella che ha creato le pari opportunità, la dottoressa Villanova. Andiamo a sentire, poi commentiamo il servizio perché siamo già in chiusura purtroppo. Andiamo a sentire quello che dice la dottoressa Villanova. Siamo in un posto magnifico che è un gioiello di Treviso, recuperato dal volontariato per questa, per la città, per tutte le manifestazioni di un certo peso, ma ne parlerà meglio la responsabile di questo grande acquisto, che è la dottoressa Tuzzato. E io sono qui come impegnata come Commissione Pari Opportunità e attenta a questo tema purtroppo sempre presente e pressante, che è la violenza contro le donne. Per continuare ad analizzare il problema, trovare delle soluzioni, ma soprattutto per testimoniare che ci sono tante realtà a Treviso che pronte a dare una mano e ad ascoltare le donne e trovare soluzioni, dall'ULSS alle varie commissioni all'associazione di cui poi parlerete. Ecco, vedo delle esperte che forse saranno più precise di me. Direi che c'è tanta solidarietà e tanto impegno. Anche la nostra assessora, Gloria Tessarolo, proprio ha mostrato in questi anni un impegno continuo per dare risposte ai bisogni delle donne che hanno incontrato violenza. Quindi l'assessorato, ma anche le associazioni e soprattutto anche l'ULSS attraverso le istituzioni tutte. Speriamo che questo diventi una cosa del passato, me lo auguro. Allora, io mi auguro anche che le pari opportunità finalmente riescano a capire che forse si devono avvicinare di più agli empori solidali, capire chi sono queste persone che frequentano, donne veramente in grave difficoltà, ve lo posso assicurare, con bambini. Adesso io ho creato anche questi centri estivi con la scuola del fumetto in Villa Margherita per dare la possibilità a questi bambini che non avrebbero di sicuro frequentato questi centri estivi perché culturalmente non ci siamo proprio a livello familiare, a livello anche economico, e loro non si avvicinano, non sanno neanche che esistono queste cose. Ecco, anche qua le pari opportunità dovrebbero battere un colpo in più. Io in 13 anni penso di non averle viste una volta all'Emporio Solidale, l'ho detto, l'ho invitato, promettono sempre che vengono. Fino adesso mai niente, ma non importa, si va avanti lo stesso. Purtroppo la politica è entrata dappertutto, questo è il grande danno anche del mondo della donna, del mondo del volontariato, dell'associazionismo. Di sicuro non andremo avanti finché continueremo così, siamo divisi tra di noi, io sono più bello, più bravo, io ho più numeri, i campanili poi qua nel Veneto non li contiamo, però quelli che rimangono fermi sono le fragilità e questo non deve accadere, dottoressa Morellato, perché l'obiettivo nostro non siamo noi, sono le fragilità. Certo, che vanno aiutate, che me ne frega io delle panchine se poi non ho il dopo panchina, cosa me ne faccio della panchina se non ho il dopo panchina, perché non c'è la struttura, perché, prego dottoressa.
Io credo che sì, è fondamentale fare rete, perché più la rete ha le maglie strette e meno ci sfuggono questi casi di difficoltà che spesso appunto le donne non denunciano la violenza perché non hanno il coraggio o si vergognano appunto di farlo, però magari vanno a chiedere aiuto al Banco Solidale, vanno a chiedere aiuto. Sono là che le trovi anche. Difatti, ed è questo, bisogna fare formazione e informazione a tutta la popolazione, perché se tutti quanti rimaniamo attenti, cerchiamo di interpretare o comprendere, ecco, forse è meglio questo corretto uso, comprendere i segnali di allarme che ci arrivano, possiamo essere di aiuto, perché rimanere in silenzio e voltando la faccia dall'altra parte si diventa semplicemente complici. Avvocato, come conclude, come ci saluta e cosa dice? Allora io invito tutte le donne che dovessero trovarsi in una situazione di difficoltà di chiamare il 1522, verranno inviate al centro, gli verrà comunicato il nominativo, il numero del centro antiviolenza più vicino, dove potranno trovare accoglienza, informazioni, senza nessun obbligo di agire in nessun senso, solo avere informazioni. Possono trovare una consulenza psicologica, consulenza legale sia dal punto civile, quindi se hanno un problema di separazione, se vogliono separarsi dal marito, sia per avere informazioni su come si fa la querela, cosa comporta, quali sono le conseguenze, senza nessun obbligo di agire in un modo o nell'altro. Troveranno accoglienza e ascolto, che è la prima cosa che va data a chi si trova appunto in una situazione di difficoltà. E poi sì, sono d'accordo con la dottoressa Morellato che la rete è importantissima, la rete è veramente importante e tutte le strutture devono operare in aiuto le une con le altre, dalle forze di polizia, dai servizi sanitari, dai servizi del comune che sono presenti e con cui il centro antiviolenza di solito è sempre in contatto, e quindi le istituzioni, la magistratura ovviamente, tutte le realtà che possono operare per migliorare o cercare di migliorare questa problematica, perché purtroppo la soluzione è difficile, nessuno ce l'ha, se no la situazione sarebbe già migliorata. Invece ad oggi mi sembra siano 21 o 22 le donne uccise dall'inizio dell'anno, e sono tantissime, bisogna intervenire prima che questo accada, che ci siano appunto queste vicende tragiche, e solo con la rete lo si può ottenere. Grazie avvocato. Allora, prima di concludere e di salutare anche la dottoressa Morellato, vorrei vedere anche questo servizio, sempre a Villa Margherita, di Giulia Zendarin. Andiamo a sentire. Per me è stata un'esperienza davvero toccante, perché sono stata contattata da una giornalista amica in comune nostra, e quando mi ha proposto di far parte di questo progetto come fotografa, io all'inizio la risposta ho detto no, di getto, perché non mi sentivo in grado di poter valorizzare una cosa così importante, così sentita. Poi ci ha messo in contatto con Elisabetta e ci siamo conosciute ed è scattata subito la scintilla. Siamo riuscite a creare questo progetto, per me era importantissimo riuscire a metterla a suo agio e riuscire a valorizzare gli scatti in maniera che il filo conduttore che lei voleva portare a questo progetto venisse fuori come lo aveva pensato. Io so che effettivamente è solo una piccola goccia nel mare, ma spero che tante gocce si uniscano per riuscire a combattere questo brutto male che c'è in questi tempi. Abbiamo l'ultima telefonata per questa puntata, Piero Antonio. Ciao Piero Antonio. Grazie per avermi ricevuto. Io vorrei chiedere a lei e alle altre persone che sono lì nello studio con lei. Ho visto Sveglia Veneti, però è una bella frase, no? Però io che seguo la televisione eccetera, continuano a mandare qua in Veneto degli immigrati clandestini che ci costano, sentire per la televisione, 40 euro al giorno. Alla fine del mese sono 1.200 euro. Non ci sono tantissime persone che prendono anche nel Veneto 1.200 euro al mese di pensione e devono pagarsi
luce, acqua, gas e tutto il resto. Cioè, voglio dire che sarebbe anche ora di finire questa storia e di pensare di più per il Veneto e rimandare indietro tutti quelle persone lì che vengono qua solo perché sanno di essere mantenute vita naturale durante. Un'altra cosa, quando queste persone che ho visto in giro, anche che ci sono persone con i capelli bianchi, quando le altre persone che sono qua, che sono giovani, diventeranno vecchie, cosa faranno queste persone? Come noi li manteniamo queste persone? Dove li manteniamo queste persone? Ecco, io volevo solo se lei mi poteva dare una risposta. Guarda Pier Antonio, mi dispiace, ma ho dedicato proprio la prima parte con Don Matteo D'Alsè, il sindaco Matteo Guidolin, sindaco di Riese, Pio X, proprio a queste cose che tu stai raccontando, e avrai anche le risposte. Perciò ti prego di rivederti la trasmissione, che è molto importante quello che hai detto, perciò avrai anche le risposte. Detto questo, come ci saluta dottoressa Morellato, cosa vuole dire? Intanto ringrazio nuovamente, perché è importante appunto mantenere alta l'attenzione su questa tematica. Ringrazio anche la collega avvocata e ribadisco anch'io il numero 1522, che è importante chiamare in caso di dubbi, anche da parte dei vicini di casa che magari sentono scusate, confusione e quant'altro. Chiamare le forze dell'ordine, chiamare il 118 in caso di necessità. Noi ci siamo sempre lì, H24, e il 1522 ecco, è un numero che risponde 24 ore al giorno ed è anche multilingue, quindi possono accedervi anche le donne straniere che magari hanno difficoltà con la nostra lingua. Noi ci siamo. Grazie alla dottoressa Katia Morellato, medica referente ULS 2 Marca Trevigiana per la violenza di genere, Codice Rosa. Grazie all'avvocato, avvocatessa Francesca Donadon, avvocato telefono Rosa di Treviso. Grazie, pubblicità. Grazie. Ha inveito contro il personale, minacciato di darsi fuoco davanti alla casa di riposo di Santabona. Protagonista di una mattinata di grande tensione, un 59enne che chiedeva di incontrare la moglie, ospite della RSA. Una situazione molto delicata e di grande fragilità, spiega il direttore dell'ISRA. La signora con gravi problemi cognitivi, ha un amministratore di sostegno e anche il signore con diversi problemi, insomma, al punto tale che il giudice tutelare ha deciso che le visite di questo signore e la signora possono essere molto rare e supervisionate dai servizi. Una situazione che l'uomo non accetta e che si trascina da diverso tempo, con toni sempre più accesi. Ha minacciato di fare una strage, ha minacciato di uccidere gli operatori, ha minacciato di darsi fuoco, e infatti questa mattina è passato dalle minacce, diciamo così, alla realtà. Si è presentato in carrozzina, peraltro, quindi qualcuno l'ha accompagnato verso le 9:30, con una bottiglia di liquido infiammabile e un accendino, e si è messo a urlare che si dà fuoco e se non lo facciamo entro la giornata, entro lunedì, darà fuoco, se darà fuoco anche all'ISRA, farà una strage. A quel punto sono state avvisate le forze dell'ordine, che alla fine di una lunga trattativa hanno affidato il 59enne ai sanitari del 118. Una vicenda che non finirà qui, continua il direttore, vista la pericolosità della situazione che si è venuta a creare per gli ospiti come per il personale. Non possiamo continuare a accettare che vengano minacciati anche molto pesantemente la nostra psicologa, il nostro medico, i nostri operatori, vengono continuamente minacciati e sono impauriti. Allora vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA di Treviso. Grazie dottor Pavan di essere qui con noi. Grazie a voi. Abbiamo da Padova collegato con noi il professor Giampiero Dalla Giuanna, professore di demografia, Dipartimento Scienze Statistiche, l'Università di Padova. Grazie professore anche lei di essere qui, ci tenevo moltissimo perché non so se ha seguito anche le telefonate, sono arrabbiati i nostri, specialmente diversamente giovani, col mondo intero, specialmente col
colore nero, non si riesce a capire perché, ma sto nero dà un fastidio enorme. Abbiamo bisogno di manodopera giovanile, abbiamo bisogno di figure forti, ma qui non si va da nessuna parte. Ecco, non riusciamo a capire che bisogna pianificare, bisogna pensare al nostro futuro, finché abbiamo la denatalità che ha dei numeri incredibili e si fa sentire perché i giovani non ci sono più. Io penso che veramente c'è molto da pensare, ma siccome abbiamo aperto il servizio con questo importante servizio che abbiamo fatto vedere, questo marito, ecco, che è andato fuori di testa, ecco, questa solitudine, dottor Pavan, ecco, questa solitudine, poche strutture, abbiamo sentito anche prima, pochi investimenti, manca personale, manca tutto. Cosa si può fare? Prego, dottor Pavan, ci racconti. Beh, per fortuna le cose da fare sono tantissime, quindi diciamo c'è solo il dubbio della scelta, insomma. In verità questo servizio riguarda una coppia di 59enni. Noi abbiamo ricoverato da noi la moglie, che è una signora con problemi psichiatrici, più volte diciamo orientata ad attività di autolesionismo e anche di tentato suicidio, e quindi deve essere diciamo messa in protezione, tra virgolette, e il marito stesso con me diceva che era consapevole che non poteva stare a casa con lui perché dopo un po' lei tenta queste cose. Di fronte a questo è stata ricoverata, anche il marito ha problemi diciamo di diverso tipo, anche di disabilità, ma insomma ed è stato nominato un amministratore di sostegno per questa signora, e noi osservavamo che ogni qualvolta il marito veniva a trovare la signora dovevamo recuperarla col cucchiaino perché era a disagio, stava male. Quindi il giudice tutelare è intervenuto indicando all'amministratore di sostegno di dire cerchiamo di moderare le visite e di supervisionarle da parte dei servizi, cosa che abbiamo fatto. Il signore non è andata bene, e finché ha iniziato a inveire contro i nostri dipendenti, contro la psicologa, il medico, il coordinatore, dicendo io vi ammazzo, io faccio una strage, voi non sapete di cosa sono capace di fare io, eccetera, eccetera. Allora ci si trova di fronte a questo problema, cioè da una parte capiamo che c'è una situazione di criticità da parte, cioè la fragilità sociale, no, e psicologica di queste persone, dall'altra io ho il diritto dovere di difendere diciamo i miei lavoratori contro chiunque voglia fargli del male. Quindi è passato dalla ideazione, cioè dalla minaccia anche a me, proprio io l'ho ricevuto più volte, per capirci non è che abbandoniamo, diciamo no, io l'ho ricevuto più volte in amministrazione dicendo, ragionando, facendo, allargando, cercando la mediazione. Lui una settimana, 2 settimane stava diciamo in linea e dopo debordava continuamente. Finché a un certo punto si è presentato il sabato mattina davanti a Santa Bona con una bottiglia di benzina e con un accendino, minacciando di darsi fuoco se non gli avessimo fatto incontrare, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo dovuto chiamare le forze dell'ordine che sono intervenuti in borghese, abbiamo chiesto per favore perché sennò questo qua fa atti inconsulti. Sono intervenuti in borghese, sono stati bravissimi, hanno fatto tutte le cose, è andato via in ambulanza dopo l'hanno dato qualche farmaco, l'hanno portato a casa con qualche supervisione. Lui sabato pomeriggio e domenica ci ha dato mail nella quale diceva voglio tutte le cartelle cliniche di mia moglie, altrimenti vengo lì, faccio una strage. Di nuovo lunedì mattina si è presentato in tribunale diciamo lì sono intervenuti in modo un po' più determinato e il questore ha determinato l'allontanamento per 3 anni. Noi stiamo valutando l'ipotesi di denunciarlo perché io ho la necessità, comprendo le fragilità, ma ho la necessità di salvaguardare chi passa il suo tempo a dare una mano alle persone. Noi non siamo segregatori, non siamo niente, però ci sono giudici, prescrizioni, amministratori di sostegno, c'è un sistema, insomma, così da salvaguardare. Quindi questo è anche un appello anche ai leoni da tastiera, perché poi no, viene fuori che noi siamo segregatori, carceri, eccetera, eccetera, no, che sono i leoncini da tastiera a casa. No, leoni, leoncini, sì, i leoncini, quelli che hanno paura dopo delle cose, che sparano stupidaggini, che non sanno. Dico, se non per rispetto a noi, per rispetto alla situazione di fragilità che c'è, perché è l'ignoranza davvero al comando e questo non va bene. Un appello è
guardate che lo spostamento d'asse dell'equilibrio psicologico lo si nota, quindi i servizi che sono deputati a questo e la politica che deve finanziare questi servizi, ecco, presti un po' di attenzione perché siamo sotto il caldo dopo il Covid. Allora, sotto il caldo e dopo il Covid, però io adesso porrei l'attenzione sui giovani, su questi giovani che non abbiamo, e vorrei raccontare al professor Giampiero Dalla Zuanna quello che ho sentito l'altro giorno da un giovane ragazzo che guida l'autobara, perciò fa un doppio lavoro, che ha detto è un lavoro che mi gratifica, è un secondo lavoro, sono stanco di sentire che non abbiamo voglia di lavorare, sono stanco di sentire che il sabato e la domenica non facciamo certi lavori, specialmente nella ristorazione, siamo sottopagati, lo posso dire perché l'ho provato, ti fanno fare delle ore incredibili, soldi pochissimi, anche se dicono che c'è un contratto regolare, invece siamo dei bravi ragazzi, siamo pochi ma siamo bravi. Cosa ne pensa professor Dalla Zuanna di queste parole di questo ragazzo, questo uomo sui 30 anni? Prego. Allora, tanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Due cose, dico un po' un discorso generale, poi se mi permette faccio un brevissimo aneddoto. Il discorso generale è che i numeri sono implacabili. Quest'anno noi avremo in Veneto più di 60.000 persone che compiono 65 anni, quindi sono nati nel 58, e ne avremo solo 47.000 che compiono 20 anni. Il che vuol dire che avremo fra virgolette, un buco di 15.000 persone. Un buco vuol dire che abbiamo molti più nuovi pensionati rispetto alle persone che si affacciano sul mondo del lavoro. Questo è un dato di fatto, è legato al fatto che ora stanno andando in pensione i figli del baby boom, nati negli anni 60, fine degli anni 50, fino a metà anni 70, mentre stanno affacciandosi al mercato del lavoro dei gruppi di persone molto più ridotti. Aggiungiamo a questo che gran parte di queste nuove leve nel mercato del lavoro sono diplomati, mentre metà dei nuovi pensionati avevano al massimo una licenza media. Il che vuol dire che c'è proprio una carenza drammatica di lavoro, chiamiamolo manuale, che si sente in modo particolare in regioni come il Veneto basate sulla manifattura. È chiaro questo, cioè è proprio un problema di numeri sul quale non è che possiamo discutere, i dati sono questi. L'aneddoto è questo, io per motivi di lavoro sono stato per 2 mesi a Melbourne in Australia. E sono andato a mangiare in un ristorante italiano. Sapete che a Melbourne è pieno di italiani, no? Che sono andati in Australia negli anni 50-60 e hanno aperto ristoranti molto belli, eccetera, come fanno di solito gli italiani in giro per il mondo, anche tanti trevigiani. Ecco, lì ho trovato una ragazzina che aveva sui 22-23 anni, che era arrivata 2 mesi fa da Rimini, 2 mesi prima da Rimini, dove faceva la cameriera anche a Rimini. Lei mi ha detto che lì a Melbourne guadagnava il 50% in più rispetto a quello che prendeva a Rimini facendo esattamente lo stesso lavoro. Lei con quello che guadagnava a Melbourne, dove i prezzi sono più o meno simili a quelli che ci sono in Italia, lei poteva permettersi di abitare per conto suo, condivideva un appartamento con un'altra ragazza, aveva l'abbonamento del treno per cui veniva in centro a lavorare, e era autonoma. Lei ha detto: io quando ero a Rimini dovevo abitare con i miei genitori e non potevo farci nulla. Ecco, quindi il problema c'è anche sul giornale di oggi, almeno su quello di Padova, l'app che dice che effettivamente molti ristoranti adesso non stanno aprendo, stanno facendo orario ridotto, chiudono proprio perché non trovano personale. Il problema è che il lordo, cioè quello che viene pagato dai ristoratori per i camerieri, è molto simile a quello che si paga a Melbourne. Il problema che c'è in Italia è che una parte molto importante anche per i redditi bassi dello stipendio lordo finisce o nelle tasse o ancora di più finisce per finanziare il sistema pensionistico. Pensate che in Italia il 33% dello stipendio lordo mediamente va nelle casse dell'INPS. Vuol dire che i primi 10 giorni del mese lavoriamo per l'INPS praticamente. E mentre la media dell'OCSE, in Australia arriviamo a 4-5 giorni solo.
anche se lì hanno un sistema pensionistico meno generoso del nostro, eccetera. Per cui vedete, i giovani, i quali per loro la pensione è una cosa remota che accadrà fra tanti anni, fanno i conti e dicono, insomma, non è... La ragazzina mi diceva, mica sono stata contenta di venire da Rimini dove c'erano tutti i miei amici, eccetera. Però qui faccio una vita dignitosa e posso costruirmi un futuro migliore. Tenete conto che queste cose valgono non solo per le persone che fanno lavori tipo camerieri o cose di questo genere, ma valgono anche per altri lavori. Ad esempio gli ingegneri sono pagati molto di più in altri paesi rispetto all'Italia e altre cose di questo genere. Quindi vedete che c'è veramente un cambiamento importante da fare un po' in tutta la struttura sociale se vogliamo che l'Italia torni ad essere un paese per giovani. Allora, professor Dalla Zuanna, lei ha dichiarato restituire reputazione ai lavori manuali. Allora, io purtroppo o per fortuna riesco a vedere e andare a verificare quello che sento, nel senso che sono andata su queste cooperative, su questi centri di accoglienza e ho visto questi ragazzi quasi tutti con il colore della pelle scuro, lo chiamo così, che danno molto fastidio qui da noi ai quarantenni fino agli ottantenni, novantenni, non si sa il perché, ma sono diventati molto sospettosi, molto chiusi. E quando ho chiesto a questi ragazzi chiusi in questi cortili, in queste stanze di 4x4, solo cemento, guai a mettere il naso fuori perché non hanno il permesso di soggiorno, cosa vorresti fare tu? E questi ragazzi mi hanno risposto, professore, muovermi, lavorare. Non mi hanno detto voglio fare quel lavoro, voglio tanti soldi, voglio muovermi, voglio respirare, voglio lavorare. Allora io dico questo, se noi continuiamo a mandare messaggi negativi, devastanti, come quelli che ho sentito in questi giorni da una certa politica perché vuole parlare alla pancia sperando di raccogliere quei voti che magari ha perso, e non riusciamo a capire che se il Paese vorrà resistere avrà bisogno di manodopera, come l'ha detto e spiegato molto bene lei, e che i numeri non li abbiamo, non è che non ci sono, proprio non li abbiamo questi ragazzi, non li abbiamo più, non andremo da nessuna parte. Ma questo sembra che non interessi alla politica, non interessi capire che queste sono persone umane, non sono spacciatori, ma il messaggio che è arrivato è che sono spacciatori, delinquenti, che non hanno voglia di fare niente. Queste sono le telefonate che ricevo tutti i giorni. Ecco, non lo vedo nei giovani, per fortuna i giovani sono molto più aperti, ecco, forse non vedono i colori come li vedono i diversamente giovani, non tutti per fortuna, però bisogna capire che la politica deve fare un passo avanti. Riuscirà a farlo, professore, oppure rimarremo qua nel Veneto con i nostri campanili, con le nostre divisioni, ecco, col diverso che fa paura, col lavoro che viene richiesto anche dalla Coldiretti, mancano 3.000 addetti ai lavori e non si pensa alla laurea, hanno bisogno di gente forte che lavori. Prego professore, poi sentiamo anche il dottor Pavan. Guardate, la politica in realtà in queste ultime settimane ci sono stati cambiamenti importanti su questo versante, anche se spesso vengono confusi in mezzo alla confusione. Allora, intanto il governo ha fatto un nuovo decreto flussi che ha aperto moltissimo al numero di persone da accogliere ogni anno nel nostro paese. Mi pare sono stati aumentati 40.000 permessi di soggiorno per il 2023 e per gli anni successivi si pensa a 80-90.000 permessi di soggiorno in più all'anno. Sono numeri importanti. Il problema che c'è, semmai, è che la legge Bossi-Fini, che sarebbe la legge che dovrebbe regolamentare questi arrivi, è una legge che di fatto non è mai stata applicata e non è applicabile, cioè nel senso che vorrebbe fare arrivare gli individui in modo individuale, cioè far arrivare Mohammed piuttosto che Liu o cose del genere, mentre in realtà quello che si dovrebbe fare è aprire ad arrivi per ricerca di lavoro, no? Dopodiché se una persona al lavoro lo trova, il permesso di soggiorno gli va dato. Quello come si fa per esempio in Spagna, ma anche in Australia per esempio. Ecco, cioè, quindi questa è la prima cosa, cioè effettivamente c'è stata un'apertura,
Ho visto un'apertura importante anche da Zaia, che ha modificato il suo atteggiamento rispetto al discorso anche dei richiedenti asilo, che io quando mi occupavo più direttamente di questa cosa vedevo una posizione molto di chiusura, adesso invece, chiedendo anche lui ai sindaci di praticare l'accoglienza diffusa, ha sposato quello che è effettivamente l'unica cosa che si può cercare di fare. La diffidenza che c'è da parte delle persone rispetto a questo è una diffidenza che per molti versi si può anche capire, cioè nel senso che effettivamente non bisogna sminuire il fatto che esiste anche una delinquenza legata alle persone straniere e questa delinquenza va controllata, va stroncata, va regolamentata, figuriamoci se questo va fatto. Però, come diceva lei prima, questo non ci deve far dimenticare che abbiamo interi comparti che funzionano solo grazie alla presenza degli stranieri, ma le dirò di più. Lei parlava prima della crisi della natalità, guardavo ieri i dati, guardi, ci sono delle province in Italia, in mente per esempio la provincia di Monza, tanto per dire, vicino a Milano, dove più di metà dei bambini nati l'anno scorso hanno almeno un genitore straniero. Quindi anche la natalità, cioè se non ci fossero gli stranieri, in Italia ora nascerebbero 100.000 bambini in meno, cioè 300.000 invece dei 400.000 che nascono. Quindi, ecco, ultima cosa se posso dire su questo, dobbiamo vedere ormai da 30 anni che l'Italia è continuamente, come si dice, vive attraverso anche l'immigrazione. Allora in questi 30 anni abbiamo visto che ci sono state le storie di integrazione che sono state estremamente più numerose delle storie di problemi, di cose, eccetera, che naturalmente non vanno sminuiti. Ma delle storie di integrazione sono storie fantastiche, spesso no? Sempre sul giornale di oggi parlano del ristorante cinese di Padova, quello che sta sul ghetto, in cui i 2 titolari vanno felicemente in pensione dopo 36 anni di lavoro. Ecco, quello è un esempio, per esempio, di grande integrazione, eccetera. Certo che l'integrazione va regolamentata, va ben, come si dice, anche finanziata per certi versi, ecco, sapendo che un euro di integrazione diventa poi molti più euro che per non solo per gli stranieri ma anche per gli italiani, perché con l'integrazione diminuisce la delinquenza, aumenta il reddito anche per gli italiani. Pensiamo, e chiudo, a quante famiglie italiane adesso possono permettersi di tenere a casa i loro anziani grazie alla presenza di donne, in particolare straniere, che fanno un lavoro incredibile e silenzioso di assistenza. Sentiamo allora come commenta anche, devo correre professore perché il tempo purtroppo è tiranno, ecco sentiamo anche il direttore che fanno parlare troppo. No, tranquillo, che il direttore ecco di queste cose veramente si era messo le mani nei capelli perché non trovava personale, ha girato l'Europa quasi, prego. Sì, guarda, intanto dico una cosa che, come dire, è una tendenza, direi biblica, cioè i poveri che poi dicono per fame o per guerra, ma per fame il povero ha diritto o no di andare a mangiare dove c'è da mangiare? Questi flussi non li fermerà nessuno, non c'è Salvini, non c'è nessuno che li fermerà. Dobbiamo solo decidere se siamo un paese civile o se vogliamo farci sommergere dai problemi. Il paese civile cerca di integrare le persone, perché quello che dicevi te, la diffidenza viene fatta dal fatto che tu butti 300, 500, 1000 persone in un capannone, noi diciamo africani, ma sono 10 nazionalità diverse. Scusa, se ti mettono in un capannone con un tedesco, un inglese, un belga, un olandese, te fa lo stesso e mangiano diversamente, hanno culti diversi. Allora tu metti questa gente in una baracca, d'accordo, da 1000 persone, dai da mangiare come si dà a mangiare agli animali, d'accordo, e dopo dici che sono delinquenti, no? Ma per forza c'è la diffidenza. Se tu non governi il sistema ti si rivolge contro, non c'è ombra di dubbio. Dopo gli stessi si dimenticano che il 90% delle violenze all'interno di casa
società viene fatta dai mariti all'interno di casa. Bianchi, pallidi, visi pallidi, d'accordo? Allora, prima questione è questa, quindi va governata, anch'io sono d'accordo con il professore. Ben venga queste pillole prime di saggezza dove si dice cerchiamo, in verità era stata fatta anche una politica di 10 anni fa di integrazione per piccoli nuclei, all'interno dei contesti iniziamo a integrare queste persone. Ti do il dato mio, se io non avessi gli extracomunitari anche di colore dovrei chiudere l'ISRA su 76 infermieri o 65, no europei, extraeuropei, e quindi sono qui per ringraziare, grazie Signore che mi hai mandato questi stranieri che aiutano i vecchi veneti, perché altrimenti i veneti, d'accordo, hanno abbandonato i vecchi veneti che hanno fatto il Veneto e dobbiamo affidarli alle cure di questi cattivi, dei stranieri, d'accordo? E questo non va bene nella cultura, diciamo, che noi abbiamo. Quindi avanti tutta con il discorso della integrazione e bisogna creare occasione. Diceva prima, no, il professore, noi abbiamo, certo che la ragazza va a prendere uno stipendio in mezzo a Melbourne, ovvio che sì, e fa bene, e Zaia questa mattina sei sui giornali, no? Che dice per i laureati bisogna aprire un po' di studio. Suggerirei che non bisogna aprirlo solo per i laureati, ma suggerirei che bisogna aprirlo anche per i diplomati, ma anche per chi ha la terza media, anche per i lavori manuali che vanno recuperati e valorizzati, perché stiamo perdendo le nostre radici, altro che storie, le stiamo proprio distruggendo noi. Abbiamo Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno dottore e buongiorno professore. Intanto dottore, grazie per la sua chiarezza e anche al professore grazie per la vostra chiarezza. Ecco, mi è venuta a mente una cosa, dottore e professore, dovreste essere invitati in consiglio regionale, voi che siete degli esperti, e fare queste osservazioni, cioè perché il politico è dotato così, ma può darsi che non sappia proprio niente. Il politico è un sprovveduto, perché uno lo prendono, non è più una volta una politica che uno veniva dalla gavetta. Insomma, oggi uno può trovarsi un politico, ma così, caso per dire, e poi i voti dei decimino qui la sarà più grossa, invece non è così. E poi un'altra cosa voglio dire, quando noi italiani dobbiamo dire basta a queste fesserie, perché il problema, Mirella, sì, noi siamo andati all'estero, ma abbiamo esportato anche la delinquenza più grande che esiste al mondo. Volevo dire solo questo. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri. Allora, professor Zuanna, ecco, la comunicazione quanto importante è? Io con le trasmissioni, quando ho questi ospiti che parlano chiaro, a casa ringraziano, finalmente abbiamo capito, e la dimostrazione di Gianfranco Valeri adesso sono stati chiari, ma forse i politicanti, noi politici, i politicanti che abbiamo nella confusione ci sguazzano, e questo è il grande dramma, e passano dei massaggi devastanti che poi a casa vengono recepiti in maniera sbagliata. Prego, professore. Viviamo ormai da tanti anni in questa società della comunicazione, per cui è fondamentale anche avere trasmissioni come quella che stiamo facendo oggi, no? In cui si possa ragionare con pacatezza e si possa confrontarsi. Io non solo ho avuto moltissime interlocuzioni con politici, ma anch'io sono stato per 5 anni in Senato, quindi ho avuto occasione di mettere le mani dentro proprio quella che viene chiamata la stanza dei bottoni, no? Devo dire che sulle migrazioni è stato molto difficile riuscire a muovere qualcosa, proprio perché purtroppo non solo in Italia, ma lo stiamo vedendo anche, è appena caduto il governo olandese, per esempio, sulle questioni dei migranti o altre cose di questo genere, insomma, sono temi in cui è molto facile da parte della politica, come si dice, prendere la tentazione di lavorare sulla pancia piuttosto che sulla testa, insomma. Ecco, quello che io sto cercando di fare, ma assieme con me tanti altri colleghi, e vedo anche il professore, anche il dottor Pavan, insomma, fa gli stessi discorsi miei alla fin fine, insomma, di mettere le persone davanti al dato di fatto. Mettere davanti al dato di fatto, vedete, non vuol dire mettere i problemi sotto il tappeto. Anche prima ho detto io che è vero che esiste anche una forte dimensione delle migrazioni che è collegata alla delinquenza, però va anche detto che più
si fanno politiche di integrazione, più si asciuga anche questo. E del resto è stato detto anche dall'ascoltatore che anche gli italiani hanno esportato la mafia, hanno esportato altre cose in giro per il mondo, no? Cioè anzi, e anche in Svizzera era scritto vietato ai cani e agli italiani, ricordiamolo, sì, perché certo, cioè bisogna anche ricordare la storia. Dottor Pavan, quello che però veramente fa specie è che si sta giocando col fuoco. La Francia ne è una testimone, devono stare attenti perché la povertà può fare anche paura. La solitudine messa assieme diventano delle bombe atomiche, specialmente nei ragazzi giovani, soprattutto dove non c'è l'ascolto, non c'è un futuro, come ha sentito, chissà quando andranno in pensione, se andranno in pensione, ma cosa offriamo? Cioè, la Giusy, veloce per cortesia, perché sono in chiusura. Sì. Buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa. Questi noi diversamente giovani che un domani, e ci sono anche adesso, che siamo a casa cioè da soli e che i nostri figli ci devono trovare una persona che ci faccia tutto e di più, però dopo il sabato, alla domenica, al pomeriggio hanno le sue ore di riposo che naturalmente ci mancherebbe altro. No, è una cosa che la puoi fare per un po', perché dopo, se una persona è a casa da sola con questa persona, no. Giusy, devo interromperti, se no non riesci a risponderti, sei arrivata troppo lunga. Comunque abbiamo capito, Giusy. Dottor Pavan, prego, risponda a Giusy. Allora una promessa a Mirella, che l'argomento di Giusy non può essere di 30 secondi e quindi per parlare della cucina, dell'integrazione, della solidarietà che apriamo nel quartiere di Santa Bona e quindi ci diamo un appuntamento. Due cose devo dire. L'altro giorno stavo facendo la doccia e mi chiedevo perché la gente non va a votare. E ho capito, non so perché sotto la doccia sarà l'ambiente. L'ambiente, e dico che la politica e i politicanti ci hanno tolto la speranza. Cioè la gente non va a votare non per disinteresse, ma perché è venuta meno la speranza. Fammi dire un'ultima cosa, che ha a che fare con i 9 euro l'ora. Ho fatto il calcolo, 9 euro l'ora, 40 ore alla settimana, 1.440 euro lordi, che al netto fanno 1.000 euro. Se noi non riconosciamo almeno i 9 euro come diritto minimo per una persona che lavora, fanno bene i giovani ad andare a Melbourne, biglietto di sola andata. Non si può degradare così tanto il lavoro e dopo comprarsi i macchinoni, evadere il fisco e far tutto quel che segue. No, è tempo di farla finita. È tempo di farla finita, ma è un messaggio che sta arrivando, tanto è vero che, come ha detto anche lei, e l'ha detto anche il professor Dalla Zuanna, anche il presidente Zaia ha cambiato opinione. Cosa facciamo? Dove vogliamo andare a parare? Qual è l'obiettivo? Far crescere il paese o farlo morire? Perché qui si morirà soffocati se non riusciamo, proprio soffocati da questa inerzia politica che deve agire. Abbiamo bisogno di una politica del fare. Pochi secondi per salutarci, professore. Io non posso che ribadire quello che dicevo prima. Bisogna guardare a queste cose con timore per certi versi, ma anche con speranza, perché devo dire che in Italia per fortuna cose tipo quelle della Francia non sono accadute, anche grazie a un lavoro silenzioso e forte fatto sia dagli enti locali sia dalle comunità di volontariato, eccetera, e anche perché in Italia per fortuna i ghetti sono molto più contenuti rispetto a quelli che vediamo in altri paesi europei. Grazie professore, devo proprio chiudere, ma vi inviterò ancora se avrete piacere di tornare. Grazie professor Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia, Dipartimento Scienze e Statistiche, Università di Padova. Grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso, che rinviteremo per capire dove si andrà a parare anche con questi diversamente giovani che vecchi. Forse no, io non li chiamo vecchi, non lo farò mai, però vedremo l'obiettivo quale sarà. Grazie, la posta di Mirella.
Italia.